con altri 100 son morto che ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Suona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Buongiorno, buongiorno, questa canzone con queste parole che dovrebbero far riflettere. Non si può ammazzare, continuamente ammazzare, ma soprattutto gli innocenti, perché i grandi capi sono al sicuro, questi bambini, queste famiglie, questi anziani, queste fragilità che non riescono neanche a scappare, morti. Morti perché? Per quale motivo? Per il territorio. Sempre questo uomo che vuole sempre di più, non gli basta mai, e cerca sempre anche di sopprimere quella che è la libertà delle persone. Eppure è un mondo bellissimo, cioè, veramente potremmo stare bene tutti quanti, perché abbiamo veramente un mondo ricchissimo, eppure pochi sono riusciti a impadronirsi di questo mondo e soprattutto a sopprimere la libertà. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo due collegamenti, uno da Milano, dove abbiamo Rossana Bossù, illustratrice e autrice. Buongiorno, buongiorno, grazie di essere qui.
Saluto da Buongiorno. Firenze anche la professoressa Alessandra Minello, docente di demografia. Buongiorno professoressa, anche a lei, grazie di essere qui. Allora io partirei proprio con Rossana Bossù e vorrei leggere questo. Se mi affaccio dalla finestra incontro l'abbraccio dei boschi. Anche per questo ho imparato ad amare gli animali, incontrandoli, conoscendoli, disegnandoli soprattutto. Oggi fa leva sul suo talento di illustratrice per avvicinare le nuove generazioni alla natura, alla biodiversità, al rispetto per l'ambiente. Lo fa incontrandoli nelle scuole e nelle biblioteche di tutta Italia, preceduta dai suoi libri, l'ultimo Il soffio della balena. Per i tipi di Camelo Zampa è un delicatissimo inno al cetaceo con un invito accorato a proteggerli. Allora Bossù, la mia domanda è questa. Noi cerchiamo veramente di far capire l'amore, specialmente per la natura, per gli animali, a queste creature che invece sono molto vicine a questo, ma anche i giovani vedo. E poi abbiamo questi esempi di guerre atroci, terribili, con sempre delle armi sempre più sofisticate. E allora io penso, questi bambini cosa provano in quel momento? Delle volte li vedi giocare tra le macerie, perché è talmente grande, secondo me, il mondo nel quale vivono, che non si rendono neppure conto di quello che sta succedendo. Li vedi anche sereni a volte, a parte quelli che veramente vediamo estratti dalle macerie, o questa mamma che accarezza questo bimbo avvolto in questo lenzuolino. Allora, la mia domanda è questa, ma dove vuole arrivare l'uomo? L'uomo che veramente ha qualcuno, perché non sono poi neanche tanti, ma sono riusciti ad avere il mondo in mano, sopprimendo quella che è la libertà, la dignità di bambini di crescere sereni, degli anziani, diversamente giovani come li chiamo io, di atterrare dolcemente. Cosa sta succedendo secondo lei? Calpestando soprattutto la natura, violentandola. Prego, Bossù. Sì, è una domanda impegnativa. Io posso rispondere appunto dal mio punto di vista di illustratrice e autrice di libri per i bambini, per l'infanzia. Io credo, e questo è il messaggio che insomma porto anche nei miei libri, che ci sia un distacco da quella che è la natura, da quello che è tutto l'ambiente che ci circonda, perché noi spesso ci dimentichiamo che anche noi umani comunque siamo natura, ne facciamo parte, siamo legati a tutto il resto. E il fatto che non ci rendiamo conto di questo ci fa appunto creare un distacco da tutto il resto e anche alla fine da quelle che sono le altre persone, cioè gli stessi umani che abitano questo pianeta insieme a noi. E quindi credo che il tutto venga da lì. Dovremmo in qualche modo come dire, riallacciare il legame, il contatto che abbiamo con la natura, con gli altri esseri viventi, con l'ambiente che ci circonda, perché il pianeta che abitiamo è uno solo ed è quello che ci sostiene. Se attraverso la meraviglia, la scoperta di quello che ci circonda, riusciamo a creare conoscenza, quello che appunto scopriamo, che amiamo, riusciamo anche a preservarlo. Credo che comunque le cose siano tutte collegate, c'è questo, appunto, questo distacco da quello che ci circonda e puntiamo su altro, comunque sul potere, sui soldi e questo ci porta poi alle guerre, al degrado ambientale, comunque a tutte cose che anche se apparentemente non lo sono, in realtà sono collegate. Grazie, grazie. Sentiamo anche commenta da Firenze la professoressa Alessandra Minello, docente di demografia. Prego professoressa, cosa dice? Ecco, che visione si è fatta? Perché veramente siamo molto confusi, non riusciamo a capire dove qualcuno vuole arrivare, qual è l'obiettivo alla fine, perché poi si dovrà ricostruire, queste vite però non torneranno più
avevano proprio diritto di morire in quella maniera così atrocemente, perché proprio c'è una cattiveria, un'aggressività che è fuori dei limiti, un'atrocità pazzesca, e siamo già in pochi qui nel nostro territorio. Se cominciamo anche noi, ecco, e poi parliamo di femminicidi, avete sentito anche ieri queste povere donne, questi bambini che rimangono da soli, ecco, veramente sbattuti a destra, a sinistra, ma pensate che trauma. E poi dicono che ci sono le baby gang. Andiamo avanti così. Prego professoressa, voglio anche un suo commento, prego. Beh, sono argomenti forse anche più grandi di me, devo dire la verità. Sono argomenti che però ci dicono della complessità dei tempi che stiamo vivendo e che hanno effetto sui tempi che stiamo vivendo anche dal punto di vista demografico. Io chiaramente riporto anch'io al mio tema e quindi a quale può essere l'impatto che una dimensione bellica di fatto, così vicina può avere nella percezione del futuro, nella gestione dell'incertezza della vita, che riguarda noi, ma riguarda anche le generazioni più giovani, che sono cresciute in questi periodi in cui si sono succedute prima una recessione economica, poi una pandemia, ora dei conflitti così vicini, e chiaramente questo crea un disorientamento anche tra di noi. È chiaro che le prime persone che vengono colpite sono quelle che sono direttamente coinvolte in questo tipo di conflitti, ma noi non siamo neutri rispetto a quello che accade. Ci sono degli studi che mostrano come questa percezione dell'insicurezza, ma io direi a questo punto anche paura, può incidere sulle decisioni che noi prendiamo a lungo termine. Io mi occupo per esempio di decisioni di fecondità, quindi intenzione di avere una visione a lungo termine come quella della genitorialità, e chiaramente non si riesce a rimanere indifferenti come sarebbe possibile farlo, e anzi appunto c'è un effetto diretto. Informazioni come queste, ma soprattutto situazioni come queste, ci portano a ridefinire la nostra quotidianità e a di fatto non vivere tranquilli ai tempi di oggi. Professoressa Minello, io delle volte mi pongo questa domanda, ne ho discusso diverse volte in questa trasmissione, ma è proprio vero che è solo una questione economica quella di non fare figli, oppure c'è proprio la paura di fare figli, di mettere su casa, di mettere su famiglia? Non sono ancora pronti. Noi vediamo, ho avuto un avvocato poche settimane fa, donna, che ha detto, un'avvocata, che è sindaca anche di un paese, io sono diventata mamma a 40 anni. Prima minimamente ci pensavo, era troppo impegnativo, non lo so, ma è successo così, non so neanche io cosa abbia la mia generazione. E poi vediamo invece dove c'è veramente scarsità economica, che ci sono diversi figli, pensiamo ai nostri nonni, bisnonni, ecco, non avevano neppure da mangiare, da vestire, eppure i figli c'erano. Adesso al massimo, ma se si fa un figlio, è paura oppure è un sacrificio rinunciare a quello che sei riuscito ad ottenere, che sai che puoi fare continuamente? Perché un figlio diventa impegnativo. Cosa dice, professoressa? La questione è anche quanto sacrificio ci si è messo per arrivare a ottenere quello che si è ottenuto. Mi spiego meglio. Beh, in passato le determinanti della fecondità erano altre, ma anche il significato che si dava ai figli era altro. Io insegno demografia storica ai ragazzi e alle ragazze dell'Università di Padova e ci siamo trovati proprio a riflettere su questo, su quanto i figli una volta erano visti come risorse da cui attingere, perché dal punto di vista economico davano un ritorno. Oggi siamo in una prospettiva completamente diversa. Chi decide di andare verso la genitorialità lo fa con l'intenzione di dare il più possibile a questi figli che arrivano. C'è una diversa visione e aspettativa rispetto a quello che si vuole dare
a chi si mette al mondo. Posto questo, che chiaramente però pone il desiderio di fecondità in un modo completamente diverso, dobbiamo riflettere anche su non solo la sfera economica effettivamente, perché non è soltanto quanto ci metto ad avere la stabilità economica prima di poter essere messo nella condizione di avere un figlio, ma anche che tipo di percorso ho fatto anche dal punto di vista emotivo per arrivare a questo punto. La vocata di cui lei parlava non è sola, nel senso che in Italia rispetto al resto d'Europa abbiamo una percentuale di primi parti dopo i 40 anni più alta che altrove, siamo quasi al 10%, vuol dire che i primi nati nel 10% dei casi hanno una madre che ha più di 40 anni. Cosa significa questo? Significa che non è che non ci si pensa prima, come diceva, è che non ci si può pensare prima, perché si è prese e presi a gestire, arrancare anche forse a volte nella quotidianità e nel raggiungere alcuni obiettivi che rimangono importanti, soprattutto nella mentalità italiana, prima di avere un figlio. Penso per esempio alla situazione abitativa, penso alla stabilità di tipo economico. Ancora questa flessibilità come ce l'hanno venduta, noi non la riusciamo a gestire molto bene, si aspetta il tempo indeterminato prima di avere un figlio e se questo tempo indeterminato non arriva mai, chiaramente si ritarda questa decisione. Però ancora una volta non è soltanto il tempo indeterminato come segno di benessere economico, è anche tempo indeterminato come segno di serenità nel momento in cui devo fare un ragionamento appunto così a lungo termine. E poi ci sono tante esperienze, ora io sto facendo uno studio nuovo, vediamo quali risultati darà sull'esperienza del primo parto, per esempio, sul passaggio dal primo parto al secondo, quanto dal punto di vista emotivo, dal punto di vista esperienziale può essere, se questo primo parto, questa prima esperienza di genitorialità nei primi mesi è complessa, quanto poi incide sulla nascita di un secondo figlio, perché in Italia sono dapprima calati i secondi e terzi figli e poi adesso siamo in una situazione in cui si fa fatica ad arrivare al primo. Questo però per dire che sono d'accordo con lei, Mirella, non è soltanto una questione economica, sono tante le dimensioni da mettere sul piatto. Mi fa piacere che l'abbia spiegato anche lei molto bene, io sono convinta di quello che dico, ma veramente perché mi confronto anche con queste donne. Rinunciare a quello che hanno ottenuto è molto faticoso ed è impegnativo, soprattutto ecco l'impegno, il sacrificio, anche perché io sento, e qua poi mi rivolgo a Rosanna Bossu, dottoressa, molti educatori che dicono ma questi genitori scaricano i figli, li scaricano nelle palestre, li scaricano in qualsiasi posto dove loro possono essere più liberi. Non accompagnano il percorso con questi ragazzi, facendo magari le attività anche che fanno i ragazzi. Ad esempio io faccio i giochi di ruolo a Villa Margherita e veramente questi educatori mi hanno detto guarda Mirella che è una tragedia perché arrivano, lascio qua mio figlio, no, lei rimane qua se vuole con suo figlio e gioca con suo figlio, perché questo è il compito che noi facciamo, fare assieme questi percorsi. Però è sempre più difficile. Dottoressa Bossu, cosa ci dice? Come sono questi bambini che quando poi io li vedo che giocano con questi genitori, quelle rare volte che si vedono, poi ce ne sono anche, sono strafelici, gli sembra di toccare il cielo con un dito. Ma dai papà, ma dai mamma, ma giochi veramente con me? Perché parlano questi bambini, senti le emozioni che vivono avere i loro genitori su un gioco magari che loro vorrebbero fare assieme, il genitore dice di sì. Prego, dottoressa Bossu. Sì, io ovviamente non faccio l'educatrice, quindi posso appunto parlare quando magari mi trovo a tenere dei laboratori ai bambini, però spesso magari vengono fatti nelle scuole o comunque magari in biblioteche dove magari appunto non c'è la presenza dei genitori. È vero questo che a volte bisogna
forse lavorare un po' di più sul coinvolgimento dei genitori, ma non perché appunto i genitori tendono a scaricare i figli in qualsiasi posto per comunque poter essere più liberi per fare le loro commissioni, e perché c'è a volte magari anche poca conoscenza e quindi comunque magari sta a noi a dover coinvolgerli un po' di più, o comunque come dire, a volte si sentono anche magari di troppo, ed è per questo che magari tendono a non fermarsi a giocare, o a non pensare di poter partecipare. Questo posso dirlo, cioè voglio dire, per mia esperienza, però appunto io non faccio No, l'educatrice, ma non è i questione di libri li educatrice, è scrivo, quindi capire, ad esempio lei è un'illustratrice, un'autrice, ad esempio leggere anche questi libri assieme come si faceva una volta. Cioè c'era molta più vicinanza, una volta c'erano i nonni, sono spariti anche quelli, hanno diviso anche quelli. Ecco, anche questi libri che lei veramente in maniera deliziosa, lo dico, riesce a entrare nei sentimenti, nelle emozioni, perché bisogna emozionare questi bambini, questi ragazzini. Ecco, si emozionano con la natura, perché anche da grandi si vedono. Chi è che scende in piazza per l'ambiente? Sono i nostri giovani. Io non vedo diversamente giovani che scendono in piazza per l'ambiente, vedo tutti giovani ma determinati e con le idee chiare. Ecco, forse anche leggere, ritornare a leggere questi libri assieme, ecco, illustrare questi bellissimi disegni, capire perché questo disegno, ecco, si parla poco, non c'è dialogo. Lei dice forse sono di troppo come genitore. Ma tu hai chiesto a tuo figlio se in quel momento sei di troppo o ha voglia di stare con te? Questa è la domanda che mi pongo, perché io li vivo con loro questi momenti. No, non lo fanno, non si parla pochissimo e il ragazzo si chiude sempre in se stesso. Sentiamo Rinaldo da Venezia, poi ritorniamo alle nostre ospiti. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. Adesso il mondo, Mirella, è cambiato. Purtroppo, una volta i nostri anziani, persone, qual era potere iniettava i fossili, teneva da conto la natura, fare aria ai posteri, agli altri, a chi che vengerà. Adesso non esiste niente. Qua il cementificazione, chi fa il cemento dappertutto, non vede più niente. I fiori non si può più da dove vai ora, perché è tutto un pericolo. Ai poteri adesso siamo di robarli e la giovinezza, perché è cosa della pubertà, un futuro, si forma. Basta che ti guardi sugli occhi, ti racconti la storia, ti dici a una certa età, ti dico una storia di una volta, ti guarda con la bocca aperta, perché vogliono imparare, capito? E dopo la famiglia, i fiori, una gioia, anche a 6, 4, 5, perché i fiori, a parte per chi le serie di lavorare, ma i fiori su una famiglia, c'è gioia, e se la venire anche a famiglia di una certa età, almeno 3 fiori, ma qualsiasi loro che ho bisogno, perché ho avuto dolori, robe da malattia, e me la porto dappertutto. Non mi sento solo, perché con i fiori, e insomma, mi sono assicurato alle chiaia, non tutti sono così, ma cosa che è più vero di avere un Dio? E io bisogna che stare vicino a stennarmi, non un lavoro, il lavoro sì, è vero, è carriera, ma i fiori che dà 100.000 gioie in più dopo che discorsi, come su tutte le robe che le sessioni. Però è gioia che ti dà i fiori, specialmente adesso che ti dà bisogno, e quello che ti dà in brio, perché è una roba che ti morda Dio sapendo che ti dà fiori così. E i fiori è la roba più importante per i genitori, anche se gli ha problemi. Una volta 8-9 fiori, non era un problema, perché invece mangiamo un pane, mangiamo un mezzo paromo, però non costruito, guarda che società, lavorando, e ora cosa vuol dire? Dargli un aiuto anche ai fiori giovani adesso. Si sposa a 40 anni, perché studia fino a 30, per trovare un lavoro che lavora di 10. Una volta era più facile, non ti deve badare, ne farò, e che non aveva neanche la possibilità di studiare. Però come ho fatto di più, questi architetti, queste robe, che poi va a lavorare dappertutto perché mi trovo lavoro. E allora, devo che lo Stato che pensa a dargli le case, si leverà un po' di anni come che cresce i fiori. E dopo che dico alla maestra, alla signora che è illustratrice per tutti, brava,
perché rivede la mente ai fiori e gli dà una mano a crescere e gli insegna, impara i fiori come le spugne adesso e in più i tesori. Cara Grazie. Mirella, Grazie al nostro Rinaldo. Allora, visto che ti piace questo, il soffio della balena, andiamo a vedere proprio il video e poi lo commentiamo. Allora, Bossù, dottoressa, quello che vogliamo anche capire è l'importanza di leggere questi libri illustrati, fargli rivivere, come ripeto, le emozioni, ma con le creature del territorio, dell'ambiente, del mondo, del mare, della terra. Noi abbiamo sentito l'altro giorno un oceanografico che ha detto, ecco, la troppa luce sta devastando anche queste creature che abbiamo, perdono l'orientamento. Ha parlato di tartarughe, ma possiamo parlare anche proprio di balene, quando le sentiamo queste strazianti notizie di balene spiaggiate. Ecco, forse anche qua l'uomo, la persona in sé, perché parliamo di persone, forse dovrebbe fare un passo in avanti, capire l'importanza. Abbiamo una sola vita, non è che ne abbiamo chissà quante, e si nasce proprio crescendo in un ambiente, si spererebbe sempre più sereno, tranquillo, in mezzo alla natura e agli animali, perché gli animali sono fondamentali per l'uomo. Prego, dottoressa Bossù. Sì, mi ricollego a quello che dicevo inizialmente, che dovremmo appunto noi umani cercare di riallacciare il collegamento con tutto il resto del pianeta, con gli animali, ma non solo con gli animali, con voglio dire, tutto il resto dell'ambiente, perché è tutto collegato. Quindi, ad esempio, i cetacei hanno comunque un ruolo molto importante in quella che è tutta l'economia, in tutto il ciclo ambientale, e questo spesso tendiamo a dimenticarcelo, nel senso che comunque abbiamo proprio perso questo collegamento. Cioè, io lo vedo con i bambini in particolare, appunto perché lavoro con loro, e il fatto che ormai pensiamo che cioè che possiamo essere autonomi perché comunque abbiamo la tecnologia, non abbiamo più idea che comunque il cibo che mangiamo in qualche maniera viene comunque coltivato dalla terra, o che comunque, voglio dire, anche se ovviamente gli animali comunque mangiano l'erba, o comunque mangiano tutto quello che viene coltivato dalla terra. Ormai il cibo è nel supermercato. Abbiamo veramente perso questo collegamento, non si sa più che le cose derivano tutte nello stesso modo, e quindi c'è proprio questo collegamento che si è interrotto. I cetacei appunto sono una cosa, cioè un elemento importantissimo, e con la caccia che comunque continua ancora oggi per certi aspetti, ha creato un grave danno, perché comunque ha portato all'estinzione molte specie di cetacei, e questo ha creato dei problemi anche a noi, anche se non vogliamo crederlo, perché comunque, voglio dire, l'estinzione dei cetacei porta a una creazione di problemi sia dal punto di vista proprio ambientale, comunque terrestre, ma anche comunque la sparizione dei cetacei influisce anche sul cambiamento climatico. Certo. I cetacei cambiano il clima.
Dottoressa Quindi Bossù, ma cosa sì. dicono questi bambini? Ecco, quando le incontra, ecco, con questi libri bellissimi, questi libri illustrati che parlano proprio di natura, di ambiente, di animali, cos'è che dicono i bambini? Perché noi non li ascoltiamo mai, cioè sentiamo sempre i grandi che parlano, loro che invece, vediamo anche quando mettiamo noi i microfoni per la prima volta davanti alle telecamere, ma sono bravissimi, ma bravissimi. Ecco, cosa dicono questi bambini? Cosa chiedono, anche guardando questo libro e leggendolo e guardando le illustrazioni, perché vogliamo anche capire. Beh, i bambini si meravigliano, cioè sanno ancora meravigliarsi, quindi hanno la curiosità di sapere, e l'idea proprio appunto di fare questi libri è proprio di meravigliare, quindi la meraviglia come creatrice di conoscenza. E se impariamo a conoscere quello che appunto ci circonda e ad amare quello che ci circonda, a quel punto lì possiamo anche curarlo, possiamo anche proteggerlo. E i bambini, quando scoprono tutta una serie di cose, ma anche solo il fatto che a volte delle cose minime, il fatto che magari appunto è la quercia che produce le ghiande. Questo lo dico perché in un altro mio libro appunto parto con l'immagine di una ghianda, e spesso i bambini non sanno dirmi qual è l'albero che fa le ghiande, e quindi quando scoprono tutti questi collegamenti, queste cose che abbiamo intorno, perché anche se uno abita in centro città, comunque in qualche parco ci sono gli alberi, abbiamo un sacco di animali anche in città. I bambini con questi libri imparano a guardare, imparano a scoprire tutto quello che hanno intorno e che di solito appunto è meraviglioso, ma non ce ne accorgiamo. Quindi quello che dicono i bambini è l'idea comunque di scoprire, di imparare a guardare, e loro la meraviglia ce l'hanno ancora. E spesso comunque i bambini sono dei filosofi naturali, sono ancora molto attaccati, proprio perché sono ancora più piccolini per età, sono ancora molto attaccati a quello che è legati a quello che è proprio il mondo naturale, perché sono molto vicini alla nascita. Tanto è vero che loro continuano a chiedere perché fin da piccolissimi, vogliono conoscere perché. È forse il genitore che fa fatica a rispondere ai perché, molte volte dice basta con questi perché, ma è la curiosità che hanno questi bambini di conoscere, di capire, come il no e il sì. Perché mi dici no? Perché mi dici sì? Perché non spiegare il no e il sì? Ma si fa poco, è troppo facile dire basta così e chiuso là. Purtroppo molti genitori finiscono la frase così. Pubblicità. Abbiamo fatto un po' delle previsioni da qui al 2033 e il Veneto perderà circa 45.000 abitanti, la provincia di Treviso ne perderà 5.000 e soprattutto a livello di natalità stiamo diminuendo, ecco, sono previsti circa 2.000 in meno nati nel 2033 se andrà avanti questa tendenza, quindi è obbligatorio cominciare a pensare a qualcosa di diverso. I numeri concordano, l'inverno demografico è già in corso, la tendenza ormai consolidata, ma niente ineludibile se c'è la volontà politica di cambiare davvero le cose. Questo è il senso e lo spirito di Statisticall, il festival della statistica che torna a Treviso dal 19 al 22 ottobre con una serie di confronti e iniziative. La demografia ovviamente sarà in primo piano e non potrebbe essere altrimenti. Lo stesso caso Treviso sarà analizzato. La città è infatti l'unico capoluogo di provincia in Veneto cresciuto negli ultimi 10 anni di circa 1.700 unità, l'eccezione che conferma la regola. Treviso città in controtendenza solo fino al 2023. Però il problema è che si manifesta comunque, questa denatalità c'è dappertutto e quindi anche Treviso si adeguerà, quindi è stata salvata non tanto dai nati ma dall'immigrazione non necessariamente straniera, quindi dalla provincia si sono portati in città.
Il festival, giunto alla sua 9ª edizione, si occuperà anche dei temi di più stretta attualità, con tutte le variabili internazionali e quindi economiche del momento. Queste incertezze ricadono poi anche su quelli che sono gli imprenditori che oggi non vedono motivo di investimenti nuovi per il momento, anche perché stanno aspettando quelle che possono essere degli incentivi fiscali che possono aiutarli. Crediamo che il futuro sia sempre incerto, ma con i dati possiamo anche raggiungere obiettivi migliori e saper anche aspettare quello che è il momento più opportuno. Allora, abbiamo sentito la frase: è obbligatorio pensare qualcosa di diverso. Come commenta, professoressa Minello? Prego. Il primo commento è che è tardi, purtroppo. Il secondo commento riguarda, allora c'è una cosa, Mirella, dammi la possibilità di dire questa cosa qui, perché così viene ascoltata. Noi parliamo spesso di denatalità senza renderci conto che ci sono due componenti quando la affrontiamo. La prima è una componente strutturale, e quando dico che è tardi significa che paghiamo proprio questa componente, ovvero il fatto che le potenziali madri, perché di fatto poi la fecondità la si misura su quella, sono molte meno oggi rispetto a quelle che erano in passato, perché sono il risultato di decenni di bassa natalità. Sostanzialmente la generazione che oggi potenzialmente può diventare madre è più ristretta. Poi dall'altra parte abbiamo anche una bassa fecondità, quindi abbiamo un basso numero di figli per donne, quindi anche quelle che potenzialmente possono diventare genitrici, di fatto se lo diventano poco. È una questione complessa, non possiamo più guardarla come un singolo elemento. Tu prima parlavi di tempo da spendere con i bambini, anche questa questione è cruciale nel momento in cui noi affrontiamo questo tema. Ci sono esigenze diverse ora, anche di maggior condivisione di tempo con questi figli e queste figlie, a cui non viene incontro un mercato del lavoro che per esempio non si parla con la scuola e con l'organizzazione dei tempi della scuola. Io ho bisogno di avere delle attività extra a cui lasciare i bambini, perché non ce la faccio, non perché non è mio desiderio passare più tempo o più tempo di qualità con loro. Abbiamo un investimento sui servizi, certo la Regione Veneto è a buon punto dal punto di vista dei servizi, c'è molto di peggio, però ancora non siamo a copertura totale, abbiamo una domanda di servizi più alta rispetto a quelli che sono messi a disposizione. Mi riferisco per esempio al grande investimento che si è fatto sugli asili nido di recente, anche col PNRR, che evidentemente però non è sufficiente, non basta quando serve il privato a colmare, e anche con il privato non si arriva a sufficienza a colmare questo gap. Poi c'è un altro aspetto che mi sembra importante sottolineare rispetto al fatto che molto spesso anche a livello nazionale, quando si parla di politiche, si tende a pensare a pensare alle famiglie già formate, no? Quindi diamo potenzialmente dei bonus a chi frequenta gli asili nido, li diamo per chi ha almeno 2 figli, facilitiamo la presenza nel mercato del lavoro per chi figli ne ha 3. Sì, però noi rendiamoci conto che ora noi abbiamo una grossa questione che è diversa, che è quella di far passare chi lo desidera, chiaramente, perché chiaramente c'è ad oggi anche una fetta di popolazione che di figli non ne vuole, ma chi lo desidera dobbiamo mettere nelle condizioni di passare dalla non genitorialità alla genitorialità. Quindi investire molto sui giovani, pensare ai giovani. So che parlare di lavoro in Veneto è molto difficile, o meglio di ridefinire il lavoro è molto difficile, perché abbiamo un'etica del lavoro molto solida e anche del sacrificio, se vogliamo. Però dobbiamo renderci conto che soprattutto tra i giovani e le giovani il concetto di tempo sta cambiando. C'è ancora l'idea di sacrificarsi per il lavoro, però c'è anche l'idea di dire: la mia vita è fatta di tante cose, è fatta di lavoro, è fatta di famiglia, è fatta anche di tempo per me. E nel momento in cui si creano delle politiche bisogna rendersi conto che sono tutte e 3 le dimensioni che dobbiamo andare per facilitare
la fecondità. Ci sono alcune ditte venete che lo fanno. Ora penso di poter fare il nome. Una, ad esempio, è la San Marco, una ditta di vernici che dà a disposizione dei bonus economici per i neogenitori, ha aumentato i congedi anche di paternità raddoppiandoli, insomma capisce le esigenze dei giovani modificando gli orari di lavoro o almeno mettendo a disposizione degli orari personalizzati per chi volesse per esempio iniziare a lavorare un pochino dopo e rigestire il tempo della giornata. Ecco, questi sono soltanto piccoli esempi di come bisogna andare in quella direzione, bisogna creare una quotidianità più semplice anche per chi si immagina genitore. Dottoressa Minello, professoressa Minello, infatti io ieri ho avuto il dottor Giacomazzi, senologo, che lui ha detto una cosa importantissima a mio avviso. Perché anche negli ospedali non dare la possibilità a questi genitori di avere i figli vicini, visto che fanno dei turni massacranti, parlo di medici, di infermieri, anche donne, soprattutto di avere il figlio vicino, ecco, stare con i figli durante la pausa. Perché non si pensa, non si fa? Eppure si dovrebbe fare come si fa nelle aziende che lei ha citato. Qualche azienda è riuscita a capire l'importanza di questo genitore, che sia uomo o donna non ha importanza, ma di avere il figlio, di dedicare del tempo anche al figlio, perché noi abbiamo genitori che escono al mattino e tornano a sera tardissimo, perché ormai veramente lavorano tutti e due, fortunatamente si dice anche chi ha la fortuna di avere il lavoro, ma questo bambino come cresce? Ecco, con quali valori, con quali sentimenti, con quali emozioni? Ma può emozionare un videogioco? Io penso di no. Ti piace ma non ti emoziona di più magari leggere questo libro illustrato della dottoressa Bossù assieme magari al tuo genitore che ti spiega, ma non si fa più, siamo molto lontani da quello che è il desiderio del bambino. Io ad esempio al giovedì a Villa Margherita Inclusiva faccio della ginnastica gratuita e ho tante ragazze e donne, anche giovani, e ho detto, ma scusate, voi avete figli? E più di qualcuno ha detto sì, e perché non porti anche il tuo bambino con te? Ma si annoierebbe. Ma tu gliel'hai chiesto? No. E allora come fai a dire che si annoierebbe? In mezzo alla natura, questo parco meraviglioso finché c'era bel tempo naturalmente, adesso siamo al chiuso, però non c'è mai quello che io chiedo, e qua vorrei chiedere alla dottoressa Bossù, ecco, dialogare con il proprio figlio. Una volta noi, se non c'era il genitore, c'era il nonno, ecco, il nonno o la nonna, che riempivano quei vuoti che ti lasciava il genitore e magari rispondevano ai molti perché. Ma chi risponde adesso ai perché dei bambini? Ma perché mamma mi dice di non sporcarmi? Guai se ti sporchi, l'abbiamo sentito l'altro giorno da una mia ospite. Sono terrorizzati alcuni bambini, non tutti per carità, a sporcarsi, guai. Oppure li mandano in certi posti vestiti come dovessero andare a una cerimonia. Cioè non si riesce a capire dove vuole andare a parare questo genitore che è anche giovane, non è di sicuro stupido. Prego, dottoressa Bossù. Sì, io non lo so, cioè credo che spesso ci si trovi appunto proprio nelle condizioni di genitore, come diceva prima la professoressa Minelli, che di non avere il tempo per dedicarsi ai propri figli. Io poi non so, è anche vero che spesso i bambini a volte fanno delle domande, c'è la curiosità dei bambini, spesso arriva a fare quelle domande proprio che magari uno non sa neanche bene come rispondere, e la creazione comunque degli albi illustrati, come appunto i libri come abbiamo visto, quello di Soffio della Balena, comunque altri. Adesso c'è anche molta di più disponibilità di questi libri, abbiamo anche molte, appunto, un'attenzione al bambino con del materiale che comunque una volta non c'era, e comunque ci sono molte associazioni, molte realtà che si spendono proprio per i bambini, per i libri per bambini, per farli conoscere, e
e spesso comunque, voglio dire, c'è molto il coinvolgimento dei genitori anche a casa, anche la lettura, appunto, come si diceva prima, dei libri ai bambini, proprio perché ci si spende molto anche proprio per farli conoscere questi libri. Quindi è vero che spesso magari il genitore fa delle attività per sé, ma anche perché non può essere tutto in funzione del proprio figlio, ma è anche vero che a volte proprio non c'è il tempo di dedicarsi come si vorrebbe ai propri figli e a passare con loro del tempo di qualità, perché magari appunto si è impegnati a lavorare e questo non è semplice. Io non so, posso portare il mio esempio. Io ad esempio lavoro da casa proprio per il lavoro che faccio, ma comunque lo stesso ci sono degli impegni di lavoro che non presuppongono la presenza dei propri figli, ma questo non perché non si vuole stare con loro, è che perché proprio non si può, non si riesce. Però appunto ci sono tutte queste realtà, associazioni, comunque biblioteche, anche comunque le scuole stesse che vengono coinvolte in tutta una serie di attività per i bambini che possono anche essere fatte dai genitori, però appunto bisogna coordinarsi con i tempi di tutti. E questo è diventata una cosa che abbiamo sempre più cose da fare e meno tempo per farle. E l'idea comunque appunto di questa cosa che dicevo prima, che comunque è tutto collegato e che abbiamo perso questo contatto con la natura, e anche perché appunto ormai adesso abbiamo c'è una quantità di attività a cui non riusciamo a stare dietro. Bisognerebbe poter rallentare e ricollegarci un attimino di più su quelli che sono i tempi della natura, proprio perché comunque, ripeto, noi ne facciamo parte, voglio dire, siamo animali anche noi umani, dire, con tutta una serie di sovrastrutture, ma da sempre lì veniamo, perché comunque il nostro ciclo vitale di nascita e di morte è sempre legato a quello. Quindi il tutto ritorniamo al fatto che è tutto collegato. Questa, ripeto, ce la si mette tutta, voglio dire, per stare con i propri figli. Ma non so se sono proprio d'accordo su tutto quello che ha detto dottoressa Bossù, perché io penso che non è la quantità, è la qualità del tempo che tu dedichi al figlio, non la quantità. Nel fine settimana io ho avuto degli ospiti importantissimi, ad esempio sulla foresta del Cansiglio, sui vari boschi che abbiamo ancora la fortuna di avere, che chiedono: portate i vostri figli a fare una passeggiata nei boschi, spiegate un po' cos'è la natura, accompagnateli, lo dicono loro, c'è il vuoto totale da questa parte. Per fortuna che grazie a queste associazioni, qui sono d'accordo con lei, che invece ce la mettono tutta per far capire l'importanza e il rispetto della natura e degli animali, qualcosa si riesce a fare. Ma se dovessimo lasciar fare i genitori, io non so quanto avanti andremo. Io la penso così, purtroppo. Sono molto pessimista in fatto di genitori, basta vedere nelle scuole cosa sta succedendo, perché gli esempi buoni vanno bene, ma noi dobbiamo capire gli esempi cattivi, migliorare quegli esempi, quelli che non riescono a fare i genitori. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno ai tuoi graditissimi ospiti. Niente Mirella, io volevo intervenire perché di questi genitori che non capiscono proprio un tubo, saranno una nuova evoluzione, saranno tutto quello che vuoi. Io trovavo il tempo, ero a lavorare anch'io perché andavo sulle famiglie a fare la stilettrice e anche a qualche lavoretto, non mi vergogno di dirlo, anche i lavori domestici che sono onorati e questi lavori. Ogni modo io, dottoressa, quando trovavo il tempo, al pomeriggio qualche ora ero libera, facevano le lezioni, io apparecchiavo la tavola e dopo facevo i piatti, loro facevano le lezioni e dopo bambini, voglio dai che andiamo dalla nonna che aveva questo mezzo campo con l'erba libera che giocavano a pallone. Li mettevo, non buttavo via niente perché io raccolgo tutto. Non buttavo via le magliette quelle vecchie qua, le tenevo a posto perché loro dopo sapevano che cosa.
quando c'era tanto sporca la buttavo via per non lasciare via la valle, che dopo ne avevo delle altre. E dopo mi mettevo anch'io a giocare con loro, mi trufolavo nell'erba col pallone, se c'era le pozzanghere, dottoressa, tornavo indietro come una bambina di 4 anni, mi cominciamo a pastrocchiare, saltavo dentro quei bambini, loro si divertivano un mondo. E dopo lì è ovvio, dopo facevamo la doccia, tutto quanto, e dopo si guardavano un po' la televisione dei ragazzi. E dopo, quando era dopo cena, guardavano Carosello, alle 9:30 erano a letto, perché loro sapevano che dopo la mattina c'era il compito di andare a scuola. Ecco, tutto qua, io nel mio piccolo li ho tirati su come ho potuto, penso benissimo, però con le sue, che mi hanno insegnato anche a me, le educazioni e tutto quanto, come comportarsi. Va bene Mirella, ti saluto. Grazie. Un buon saluto alle dottoresse e una buona giornata. Grazie, grazie Ciao, Maria. Mirella. Chiamiamo Maria la mamma di altri tempi. Ecco, queste forse sarebbero le mamme che tanti bambini, tanti ce li hanno, perché non dobbiamo sparare nel mucchio, non lo faccio mai, neanche questa mattina, però purtroppo molte non lo fanno. Ecco, c'è questa estetica anche paradossale, ormai sta diventando una cosa incredibile, che queste bambine specialmente stanno copiando da queste mamme nella maniera più sbagliata. Allora, io vorrei adesso chiedere alla professoressa Alessandra Minello, ecco, cosa ne pensa invece sì, denatalità, ma soprattutto anche questi bambini con questi esempi anche nelle scuole, come ha detto, fanno certe domande che veramente mettono molto in imbarazzo, ma genitori che non sono neppure in grado di rispondere. Io ho avuto una ginecologa che ha detto una volta nelle scuole si faceva la sessualità, non si fa più, questi ragazzini a 14 anni pensano di saper tutto, non sanno niente, non si fa sport, non si fa assolutamente quelle cose, quelle che sarebbero le regole di vita, quelle che ti fanno crescere anche bene, ma soprattutto, e qui c'è anche un fatto economico, perché anche fare sport costa tanto, costa troppo, non ce la fanno. Io ho un banco alimentare, perciò ne so qualcosa, che queste tasche sono completamente vuote, non alla fine del mese come si dicono e sentiamo nelle notizie, ma già alla prima settimana cominciano a mancare i soldi, perché quando hai pagato l'affitto e una bolletta, ecco, questo anche stress che c'è, perché veramente continuiamo a vivere sotto stress con questi aumenti ingiustificati, le materie prime, ecco, gli stipendi, avete sentito, abbiamo gli stipendi più bassi in Europa, dappertutto. Prego, professoressa Minello. L'altro giorno, la scorsa settimana, ero a San Lazzaro, vicino a Bologna, a una conferenza che si chiamava Gli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Venivano presentati dei dati rispetto agli adolescenti, e quello che mi stupiva era proprio questo, il fatto che quando si chiedeva a questi giovani come si sentissero, in grande maggioranza dicevano che si sentivano stressati o stressate e ansiosi e ansiose. Questo aspetto è preoccupante. Ma nel momento in cui, e insieme agli altri aspetti di cui hai fatto menzione tu, è il tempo di occuparsi a livello più generale. Quando prima dicevo che il mercato del lavoro e la scuola non si parlano, in realtà si può estendere anche al fatto che la scuola deve rivedere in qualche modo la sua organizzazione, includendo queste tematiche che oggi include meno, quella del benessere emotivo, per esempio. La pandemia ci ha fatto vedere molto bene come manchi questo tipo di benessere, come manchino gli spazi di aggregazione, come manchi un sostegno anche economico effettivamente alle famiglie per poter sfruttare questi spazi di aggregazione. Tocco infine un altro tema che è generazionale, diciamo. Quando si punta il faro sulle mancanze delle famiglie, come te non sparo nel mucchio, perché ci sono chiaramente famiglie che si impegnano di più, famiglie che riescono a impegnarsi di meno, però dobbiamo guardare anche alla dimensione generazionale. E mi spiego meglio. Io sono demografa, quindi proprio di questo mi occupo, e non possiamo non accorgerci che le famiglie sono mancate.
sono cambiate, scusa. Ovvero che una volta avevamo queste famiglie orizzontali, numerose, in cui ci si dava una mano, in cui se la famiglia genitoriale, i due genitori, il nucleo dei genitori non arrivava a offrire una possibilità, c'era sempre qualcun altro a cui appoggiarsi. Ora abbiamo una dimensione verticale delle famiglie, con sempre più generazioni compresenti e quindi con meno sostegno reciproco, ma non sempre per mancanza di volontà, a volte per mancanza di possibilità. Per esempio sono pochi i genitori che possono realmente contare sull'aiuto dei nonni ad oggi, un po' perché questi nonni talvolta sono impegnati nella cura dei bisnonni, per esempio, fortunatamente ancora presenti, ma che chiaramente richiedono impegno. Un po' perché ci sono sempre meno fratelli e sorelle, quindi meno zii e zie a cui appoggiarsi. Si creano reti familiari diverse, ma reti familiari che anche richiedono del tempo e della cura più impegnativa. Ci sono anche a volte dei nonni che di fare i nonni in questa generazione hanno un pochino meno voglia, perché chiaramente arrivati tardi, ad esempio, alla pensione o ancora impegnati nel lavoro, hanno poco tempo da dedicare. Quindi anche da questo punto di vista, come ho accennato prima, la riflessione che va fatta è sempre molto ampia. Ripensare i tempi, ripensare i temi, ripensare i nuclei familiari per la loro nuova composizione. Finché non andiamo in questa direzione è difficile affrontare con serenità e completezza questi temi. Molto chiara, la ringrazio professoressa Alessandra Minello, docente di demografia, grazie, è stata con noi. Guardiamo anche le immagini della copertina Il soffio della balena, ringraziando la dottoressa Rossana Bossù, illustratrice e autrice, di essere stata con noi. Rivediamo allora il titolo, eccola qua la copertina del libro. Grazie, grazie, complimenti anche a lei Bossù, grazie di essere state con noi. Grazie. Pubblicità. Grazie. Presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Paolo Galeano, sindaco di Preganziol, secondo mandato, Partito Democratico. Abbiamo anche Davide Fizzi, ideatore del progetto Smart Working. Buongiorno, buongiorno, grazie di essere qui e spiegare questo progetto molto importante. Allora, però io partirei proprio del sindaco di Preganziol. Cosa sta succedendo, sindaco? Lei in questi ultimi tempi ne ha visto di cotte e di crude con questi ragazzini, visto che prima parlavamo appunto di ragazzini, di ragazze, di famiglie, di giovani genitori che forse non si rendono conto che devono fare i genitori. Ecco, forse manca questo. Non tutti, perché come si parla non si può parlare a 360 gradi, però i numeri cominciano a essere preoccupanti di questi ragazzini che si permettono di tutto e di più, anche con delle violenze inaudite. Prego, sindaco. Sì, la cronaca ogni giorno ci riporta degli episodi, Treviso e tutto l'Interland sostanzialmente, un po' la provincia dove capitano questi fatti. Noi a Preganziol di recente abbiamo avuto due episodi molto sgradevoli da parte di due, diciamo così, baby gang, no? Sono chiamate adesso, differenti, non erano gli stessi ragazzi, uno col lancio dei melograni sulle abitazioni, più o meno 2 settimane fa, e un altro invece si è parlato di quella aggressione all'anziano nel sottopasso di San Trovaso. 2 episodi distinti perpetrati da persone diverse che però denotano comunque un disagio che sta prendendo sempre più piede. Il dovere di cronaca, giusto per riportare la realtà, insomma, coincidente con quello che è stato narrato, fortunatamente non ci sono state conseguenze e danni fisici alla persona che era stata aggredita a San Trovaso, che non è un anziano ma una persona, insomma, che è assolutamente fisicamente portante e che si distingue, lo conosciamo molto bene anche per alcune attività sportive all'interno del nostro territorio. Però il fatto che 3 giovani si permettano di mettersi lì a chiedere il pedaggio sul sottopasso e al no della persona abbiano tirato un calcio alla borsa della bicicletta è un atteggiamento che non può essere ammesso e tollerato, anche perché poi queste cose si diffondono nella cittadinanza. E io l'altro giorno che eravamo alla Castagnato ho sentito di varie persone che mi dicevano: se succedono questi episodi non vado più in giro a piedi io alla sera, mi faccio portare con la macchina da un lato all'altro, quindi la gente, insomma, si impaurisce e queste cose non sono tollerabili.
discutevamo prima, c'è una... per venire un po' all'analisi di quelle che possono essere le motivazioni, c'è un elemento che a me ha fatto stupire in questi anni, quando noi ormai come tradizione facciamo la festa dei 18enni verso fine anno, un appuntamento in cui l'amministrazione e il sindaco invitano i ragazzi che quell'anno compiono i 18 anni a ritirare la Costituzione in sala consigliare, e insieme all'amministrazione ci sono le associazioni Avis, Aido, Adoces, e da quest'anno ci saranno i giovani della protezione civile per dire: ragazzi, guardate che se avete voglia, oltre al diritto di voto, ci sono molte modalità per impegnarsi nella vostra comunità, ce n'è grande bisogno. Stanotte eravamo in giro per le strade a controllare con un ragazzo di poco più di 20 anni che ci ha dato una mano, insomma, della protezione civile. Di bisogno ce n'è. Su circa una media che va fra i 170 e i 200 nati che erano chiamati, insomma, di quegli anni, abbiamo avuto risposte bassissime, 10-15 risposte. Allora, capisco che il sindaco può stare antipatico, capisco che la lettera può essere poco appetibile, però una percentuale così bassa e così scarsa fa pensare, perché io immagino, se a me fosse arrivata la lettera del sindaco quando io avevo quell'età, i miei genitori mi dicevano: a questo appuntamento non si manca. Quindi io penso che una presa di responsabilità da parte di tutti, al di là di quella che può essere l'autonomia, no, di questi ragazzi che hanno compiuto i 18 anni, deve esserci, perché insomma un po' di senso di comunità, di appartenenza, un po' di senso del dovere, oltre a dover pretendere i diritti, deve esserci in maniera diffusa. Allora, adesso io vorrei sentire e salutare anche Davide Fitz, che è collegato con noi da Fuerteventura, Isole Canarie. Com'è la situazione? Intanto, che tempo fa? Qua tanta di quella pioggia, diluvio universale, caldo che si può fare anche il bagno, ormai. Certo. Com'è la situazione da questo lontano, appunto, posto dove siamo collegati, le Isole Canarie? Prego, Fitz. Buongiorno a tutti. Qui il clima è molto buono, le Canarie si caratterizzano per essere delle isole molto miti, dove il clima, diciamo, è costantemente primaverile tutto l'anno. Non per niente un sacco di italiani emigrano a vivere qua. Allora, Fitz, prima di commentare, prima di parlare di questo progetto importante, vorrei anche capire da lei, giovane. Ecco, io ho avuto un assessore regionale che ha detto che non è vero che i giovani vanno all'estero, che a lui non risulta assolutamente, ma soprattutto il perché si va all'estero. E poi si creano questi progetti veramente importanti. Noi abbiamo dei ricercatori giovani veramente che ci invidiano perché le scuole le fate qua, poi andate fuori, ma abbiamo delle università che sono meravigliose, poi manca qualcos'altro. Ecco, cosa vede lei di diverso, soprattutto quando rientra, se rientra? Ecco, di quello che ha parlato anche il nostro sindaco, questi genitori anche giovani che non riescono a fare i genitori. Lei è sposato, ha una compagna, ha figli, non ha figli? Allora, faccio un paio di precisazioni. Innanzitutto, grazie per il giovane. In realtà io sono del 76 e quindi di anni ne ho 47, quindi tanto giovane non sono. Forse il camminare mi mantiene in forma, però ho quasi 50 anni. Guardi, quindi... che si diventa genitori a 40 anni ormai, l'ha detto la professoressa Minello, perciò ormai si matura a 40 anni, perciò capisce perché le ho detto che è giovane, perché se fanno i figli a 40 anni, 1 più 1. Prego, Fitz. Poi io in realtà vivo e lavoro in Italia. In questo momento mi trovo alle Canarie perché ho un fratello che è venuto a vivere qui e sono venuto a trovarlo. Ho approfittato del fatto che avessi appena finito la seconda edizione del mio progetto Smart Walking per venire qualche settimana a trovarlo, però poi rientrerò in Italia. Io vivo a Livorno, in Toscana, e lavoro sono il sales manager di 2 aziende italiane, quindi io vivo e lavoro in Italia. E cosa pensa di questi giovani appunto che emigrano all'estero, perché i numeri ormai sono numeri veramente importanti? Ecco, cosa vuole dire? Forse non hanno la fortuna che ha avuto lei magari di trovare un lavoro veramente che li soddisfi anche economicamente, però bisogna anche essere fortunati, che siamo anche sfigati nella vita purtroppo, e dobbiamo pensare anche a quelli. Prego. Allora, le migrazioni esistono da quando esiste l'uomo sulla faccia della terra, quindi più o meno le dinamiche di migrazioni verso paesi in cui si può cercare di andare a vivere meglio ci sono sempre state. Sicuramente alcuni paesi esteri, europei e non, per i giovani laureati italiani sono, diciamo, posti in cui ci sono più prospettive
forse di guadagno e di vita migliore, e quindi diciamo che si assiste ultimamente a questa migrazione di persone con studi importanti che vanno. Mio fratello ne è un esempio, perché è un medico e ha preferito andare a vivere e lavorare qui alle Canarie che in Italia. Avete capito? Purtroppo un medico finché, in questo caso, finché ci saranno tagli sul pubblico, chiaramente ci sarà la preferenza di andare a lavorare dove il pubblico è ancora, diciamo, considerato più importante. E ha fatto bene anche a specificarlo, perché abbiamo proprio visto proprio ieri uno sciopero importante fatto da medici, infermieri, hanno partecipato un po' tutti, perché veramente questo lavoro è diventato impossibile, sono degli orari massacranti. Però parliamo anche del progetto di Davide Fitz, che l'ho invitato anche per quello. Lo spieghi, prego Fitz. Sì, allora il mio è un progetto ormai, diciamo, abbastanza maturo, perché a marzo 2024 partirà la terza edizione di Smart Walking. La prima c'è stata da marzo a ottobre 2022 e la seconda da marzo a ottobre 2023. Ma cos'è Smart Walking? Smart Walking è un progetto personale di ricerca di work-life balance. Praticamente io ho deciso di camminare in giro per l'Italia e di continuare nello stesso tempo il mio lavoro, che come ho detto precedentemente, io sono un sales manager e lavoro per 2 aziende che si occupano di videoproduzione. Io ho la fortuna di poter lavorare da dove voglio, e quindi ho deciso di mettermi in cammino e dividere la mia giornata esattamente in 2. La mattina cammino, percorro circa 20 km, che sono 4-5 ore di cammino, e il pomeriggio arrivo a destinazione, uno dei borghi italiani, e tiro fuori dallo zaino il mio portatile e mi metto a lavorare per tutto il resto della giornata come sales manager. A me basta avere una connessione per potermi collegare, un telefono, e posso tranquillamente svolgere la mia attività dal remoto. Diciamo il primo anno io ho percorso circa 2500 km, perché ho fatto 20 cammini in 20 regioni italiane, quindi un cammino per ogni regione. In Veneto ho fatto il cammino Fogazzaro-Roi, e l'anno scorso invece il progetto era Smart Walking Coast to Coast, cammini che attraversano e cammini che uniscono, quindi era soprattutto legato al mare. E il prossimo anno invece il tema sarà molto interessante, perché si chiamerà Smart Walking Back to the Roots, perché ricordo che il 2024 è stato dichiarato dal Ministero anno del turismo delle radici, che è appunto quel turismo legato agli italiani emigrati all'inizio del secolo, che tornano in Italia per appunto individuare e andare a scoprire i loro borghi di origini. Molto bello. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere questi vari momenti di viaggio, così riusciamo a capire anche i diversamente giovani che magari con queste parole anche inglesi non riescono a capire bene di cosa si tratta. Allora li facciamo vedere, poi lei commenta, perché così capiscono un po' meglio, e sentiamo anche il commento del sindaco Galeano di questo giovane uomo, lo possiamo chiamare così, perché insomma a quell'età che hanno è di sicuro diversamente giovane. Andiamo a vedere il primo video.
Partenza del Calabria Coast to Coast, 1° ottobre, giornata pazzesca e parto da Soverato. Allora, intanto con tutto il rispetto e la bellezza delle Canarie, ma anche noi non siamo proprio da meno, abbiamo dei posti talmente belli che forse non li conosciamo e non ci rendiamo conto. Ma soprattutto, Sindaco Galeano, come commenta questi video che abbiamo visto e quello che ha detto Fitz, questo lavoro, questi nuovi lavori che questi ragazzi si inventano con questi progetti fantastici? Pensate a lavorare così come diceva il Sindaco Galeano, una cosa che ti cambia veramente la vita. Prego Sindaco, cosa vuole dire a Fitz? Penso che queste immagini, l'intuire questo progetto, insomma, dalle poche immagini che ho visto, abbia una potenza comunicativa davvero incredibile, che fa capire alla gente quali sono le potenzialità del nostro territorio. E per me, che sono amministratore, insomma, e vivo un po' di politica e di amministrazione ancora per un po', l'importanza di investire su questi territori, perché sono spesso zone soggette a spopolamento, perché in tanti decenni non si è messo in condizioni le popolazioni che vivono in queste parti di avere il diritto di scegliere di poter restare e vivere là dove sono nati, perché non c'è stata la possibilità di tenere lì tanti servizi. Lo si è visto con le scuole, con i medici, con attività di vicinato. C'è una concentrazione sempre maggiore all'interno delle città metropolitane in Italia e in Europa, e prevedono che entro il 2050 vi sia praticamente il 65-70% della popolazione europea nei grandi agglomerati urbani. Pensiamo che cosa succede poi di queste realtà che subiscono invece abbandono. Io penso che riportare il focus, come sta facendo appunto il nostro l'ospite che avete invitato questa mattina, su queste realtà, sia davvero importante e bello per far capire la ricchezza del territorio e quanto quelle popolazioni hanno costruito negli anni e quanto bello era. Allora, dice Fitz, impariamo a bilanciare lavoro e passione con un occhio attento alla sostenibilità, fondamentale. Prego Fitz, e complimenti. Innanzitutto ringrazio il sindaco perché ha detto parole giustissime, al di là del fatto che il mio è un progetto personale, però i temi che tocco sono tutti quelli elencati appunto dal sindaco. È molto importante visitare questi posti e comunicarli, perché diciamo andare in massa verso le città porta a un appiattimento culturale incredibile, mentre invece l'Italia è ricchissima di biodiversità ambientale, ma anche biodiversità umana e culturale. Io, che sono sempre stato un esterofilo nei miei viaggi, perché negli anni precedenti ho sempre viaggiato all'estero, in questi ultimi 2 anni sto scoprendo la bellezza dell'Italia, l'incredibile varietà di culture, di persone, di tradizioni che si rischia di perdere, e quindi è giusto diciamo comunicarle e tenerle vive. E poi si dovrebbe cercare, diciamo, di sostenere la possibilità di decidere di restare nei paesi. Purtroppo questi paesi, questi tantissimi borghi che io ho visitato, soffrono di spopolamento essenzialmente per la mancanza di servizi, mentre invece sarebbe giusto concedere la possibilità a chi è nato, diciamo, nei paesi interni, nelle aree interne, di poter decidere di rimanere, avendo uno Stato che offre i servizi come in città. Capisco che dal punto di vista della spesa pubblica concentrare nelle città sicuramente fa delle economie di scala, però non si può vivere sempre solo pensando al bilancio, ma bisognerebbe anche guardare alla qualità della vita. In questi posti chiaramente la qualità della vita è molto più alta che in città,
e soprattutto anche dal punto di vista sociale le persone conservano diciamo un modus vivendi molto legato a quelle che sono, diciamo, i rapporti interpersonali, cosa che nelle città si è diventati molto egoisti, ognuno pensa a se stesso. Nei paesi c'è ancora senso di comunità e questa è una cosa meravigliosa. E un'altra cosa bellissima che io ho incontrato durante il mio peregrinare in tutti questi borghi minori e paesi italiani è il fatto appunto dell'accoglienza, perché c'è ancora un fortissimo senso di accoglienza che nelle città ovviamente si è totalmente perso. Quindi l'anno prossimo poi io spero di avere un messaggio ancora più potente per il fatto che appunto sarà l'anno del turismo delle radici e quindi cercare di trasmettere ulteriormente i valori che ci sono nei paesi disseminati lungo l'Italia, che poi diciamo il valore dell'Italia, il fatto che ci chiamiamo bel paese è proprio dovuto a queste differenze enormi tra un territorio e l'altro. Le città rischiano invece di andare verso l'omologazione e sarebbe la fine dell'Italia. Ho paura che queste parole ultime siano una parte di verità che ci stiamo avvicinando, Fitz, perché noi ci chiamano e ci chiamavano e ci chiamano il bel paese, proprio per quello che ha detto lei, che come ha spiegato molto bene, per questa biodiversità, per questi borghi, per questa arte, per questa bellezza. Siamo un museo a cielo aperto, da nord a sud e da est a ovest. Tutto è iniziato con la globalizzazione e soprattutto col mercato libero. Abbiamo cercato di portare a casa dall'America il peggio del peggio, che sono i centri commerciali, facendo queste cattedrali nel deserto, eliminando quello che era la nostra linfa, che erano i negozietti, gli artigiani, le boutique, che era una cosa nostra che tutti ci invidiavano. I turisti giravano in questi paesi, in questi borghi, per cercare proprio l'artigiano, il negozietto particolare, i nostri prodotti. No, noi dovevamo copiare l'America, il peggio dell'America, e continuiamo. Adesso abbiamo i cubi, prima i centri commerciali, adesso cominciamo a fare le case i cubi, perché in America si fanno i cubi, in America si fanno i grattacieli, e anche qua allora hanno detto non c'è più possibilità orizzontale, facciamo verticale. Tanto è vero che l'altro giorno ho detto al sindaco di Jesolo: mi scusi sindaco, lei parla, ma alle 15 del pomeriggio io a Jesolo non vedo più il sole, perché mi hanno costruito un grattacielo a 100 piani, e perciò capisce bene che alle 15 del pomeriggio non c'è il sole, perché dobbiamo dire anche la verità, non basta mai. Ecco, questo business assurdo che ha azzerato il paese. Noi abbiamo azzerato quella che era la linfa del paese, l'operaio, l'artigiano, il piccolo commerciante. Adesso siamo, come dice Fitz, tutti omologati. Tu vai nei centri storici bellissimi, tutti i negozi uguali, tutto uguale, si compra tutti la stessa cosa. Sindaco, anche qua c'è qualche colpa anche da parte di amministratori che non hanno pianificato, non hanno voluto vedere lungo, eppure ce l'avevano in casa questi maestri che tutti ci invidiavano e ci invidiano, per qualcuno ancora ce l'abbiamo. Bisogna anche cercare di fermare, di cercare di supportare queste attività meravigliose che solo noi abbiamo, ricordatevelo, solo noi. Gli altri li copiano, però li facciamo noi. Prego. Beh, su questo sì, mi permetto di integrare con due elementi. Intanto quello dei saperi, nel senso che non basta il passare del tempo per dire vabbè, ma erano cose di una volta, si replicheranno nel futuro. Non è assolutamente così. Io l'anno scorso, quasi esattamente un anno fa, avevo avuto la possibilità di visitare alcune aziende nel distretto della scarpa e dello scarpone di Montebelluna. A tutt'oggi, a distanza di decenni dalla fondazione di quel distretto, nel mondo non riescono a replicare il sapere che c'è nella nostra parte del territorio. Vengono da tutto il mondo, Nike, Adidas, tutte le case maggiori, perché i campioni per avere un determinato tipo di prodotto trovano solo nel sapere che c'è in quella parte del nostro territorio trevigiano le competenze per sviluppare poi quella scarpa, quei materiali nella maniera introvabile, che poi appunto non è replicabile nel resto del mondo. Quindi non sono cose che saranno sostituite da altro della stessa qualità in futuro.
bisogna esserne consapevoli. 2, è cronaca dei giornali di questi giorni proprio il tema della pianificazione, non so se lei aveva visto, Mirella, di come noi a Preganziò siamo stati un po' nell'occhio del ciclone perché abbiamo assunto questa norma a livello urbanistico che pone sostanzialmente uno stop agli iper e abbiamo tutelato un'asta che era particolarmente delicata, che era quella del terraglio, che è paesaggisticamente vincolata, e abbiamo messo uno stop ai 400, un limite a 400 metri quadri di superficie di vendita, per impedire proprio che arrivassero ulteriori catene, ulteriori supermercati o ipermercati. Sappiamo che questa norma confligge con interessi privati, perché molto spesso viene vista la possibilità di insediamento di questi centri come unica modalità di riconversione di alcuni vuoti urbani, però come diceva un sindaco che ritengo avantissimo su questi temi, passatemi il termine, che non c'è rigenerazione urbana se dietro non c'è anche quella umana, quindi non basta modificare il contenitore e pensare che se io ho una migliore architettura fuori allora il problema è risolto. Il che cosa ci mettiamo dentro è fondamentale per il tipo di economia che andiamo a supportare o a demolire. E poi un altro dato, si diceva appunto, nella provincia di Treviso, comunque nell'Interland, sono 1 ogni 1000 abitanti queste strutture di vendita. E allora pensiamo se invece queste azioni di limitazione venissero fatte davvero a macchia d'olio in maniera molto, molto sparsa. Ci sarebbe davvero l'inizio di una controtendenza che tutelerebbe le piccole attività di vicinato. Invece purtroppo per tanti anni non è stato così e io penso che ne stiamo pagando grandemente le conseguenze. Allora andiamo a vedere la via degli dei e poi lo commentiamo con il nostro Davide Fitz. Nuovamente in Piazza Maggiore, stavolta via degli Dei. Un mese fa avevo fatto la via della Lana e della Seta e a questo giro sono in compagnia di... che non dice il suo nome ma si chiama Noemi. È timida, non usa i social, non si espone mai in pubblico, è molto molto timida. Com'è l'anguria? Buona. Ringrazio Diego e la famiglia che in sua memoria credo abbia predisposto questa fontana per i camminatori della Via degli Dei. Grazie Diego. Allora Fitz, perché questo progetto e da dove nasce questa idea, questa di mettersi in gioco in una maniera anche diversa, innovativa, molto curiosa, che intriga, che può intrigare anche i nostri giovani? Prego. Beh, allora innanzitutto c'è da dire che l'uomo è nato per camminare. Noi fino a 100 anni fa le macchine non esistevano e ci muovevamo solo a piedi. E quindi siamo diventati improvvisamente pigri e inconsapevoli di avere 2 gambe e 2 piedi per spostarsi su questo mondo. Poi perché camminare è il modo migliore per visitare i luoghi, perché ci cammini sopra, li respiri, li vedi, li annusi, li senti, e quindi è molto molto interessante come modo di viaggiare. Fai tantissimi incontri perché quando capiti a piedi nei luoghi le persone ti parlano, non sei visto assolutamente come un pericolo o come un qualcosa di invadente come quando si arriva in macchina o con un mezzo a motore. Poi perché è molto salutare, ovviamente a me fa molto bene stare 4-5 ore quotidianamente in mezzo alla natura a camminare, credo sia una cosa sanissima. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, dice che dovremmo fare almeno 10.000 passi al giorno, che sarebbe il minimo sindacale per una vita sana. Io ne faccio qualcosina in più e questo, diciamo, io sono riuscito a coniugarlo con il mio lavoro. Io sono un nomade digitale
quindi ho la fortuna di non avere vincoli di spazio e tempo dal punto di vista lavorativo. Io lavoro per obiettivi, vengo pagato a provvigione in base al fatturato che porta le mie aziende, quindi proprio l'importante è raggiungere l'obiettivo, non è presenziare e far vedere che stai in ufficio un tot di ore per un tot di giorni, ma portare il risultato, quindi svincolandosi un po' a quelle che erano le vecchie logiche del lavoro. E io ho cercato sono andato alla ricerca di un nuovo work-life balance, quindi un nuovo equilibrio vita privata-lavoro. Nel mio caso la vita privata, i miei interessi erano vivere all'aria aperta, scoprire, viaggiare, e sono riuscito a portarla avanti piano piano. Il progetto ha preso piede. Come vedete, alcune volte non camminavo da solo perché qualcuno interessato ha chiesto di poter venire a camminare con me, e quindi questo è. Però queste parole fanno pensare che forse c'è voglia di socializzare. Ecco, c'è una solitudine spaventosa, una solitudine che riguarda tutte le età, non è che la solitudine ha un'età. E forse anche questo cammino assieme, questo socializzare, quando pensi ai gruppi di cammino, ad esempio, che sono nati proprio per stare assieme, sì, la voglia di camminare, ma soprattutto la voglia di stare assieme. Anche queste attività dovrebbero essere supportate dagli amministratori. Sindaco, cosa dice? Sono parole importanti quelle che ha detto Fitz. Sì, sono parole importanti. A monte secondo me però c'è un elemento, alcuni elementi molto belli che sottolineava Fitz, ovvero la capacità intanto di leggersi dentro e di capire quali sono gli obiettivi che si vogliono perseguire nella vita, che non è cosa così scontata, perché leggersi, ascoltarsi, guardarsi e capire che cosa si vuole fare è importante e fondamentale. E poi avere il coraggio di uscire da alcuni schemi e mettersi in moto, lui l'ha fatto fisicamente, mettersi in marcia per perseguire quegli obiettivi, seguendo anche le sue passioni, è una cosa non da tutti. E quando c'è questa tensione a qualcosa di bello e positivo, la testa e l'anima sono occupate su qualcosa di bello, di costruttivo, non c'è tempo per la noia e tutte quelle cose che dopo creano invece quel disagio che noi vediamo tradotto in quegli atti, no? Di vandalismo, aggressione, tutto quello che ci va dietro. Quindi penso che se ognuno di noi, parlava di balance in inglese, trovasse quel equilibrio interno, personale, dopo sarebbe una miglior persona anche per gli altri all'interno delle nostre comunità. E quindi penso che questa capacità di guardarsi dentro, di leggersi, sia un percorso fondamentale a cui dovremmo essere accompagnati tutti, perché qualcuno ha la forza e la capacità di farlo da solo, qualcuno invece deve probabilmente essere instradato. Ecco, penso che magari eventualmente il compito del pubblico può essere questo, di cercare di creare queste situazioni di condivisione, comprensione dei propri percorsi personali, per dopo far sviluppare o sbocciare quei fiori che abbiamo per esempio sentito nel bellissimo progetto del cammino, insomma, dello smart working. Di Davide Fitz. Senta, Sindaco, cos'è che la preoccupa in questo momento, dove invece di servizi alle persone sentiamo parlare della pista da bob, del ponte di Messina, della terza via sul mare, cioè è ancora cemento, nonostante veramente ormai c'è un grido di dolore da parte di tutti: basta, fermiamoci, cerchiamo di rispettare la natura, ma non si vuole sentire, qualcuno non vuole sentire, continua a rilanciare. Allora adesso si dice: ma cosa volete, dite che fate ore e ore di coda per andare al mare, a Jesolo, adesso vi facciamo la strada, ma è una strada a pagamento, sono costi che poi si riverseranno sui cittadini, non sono soldi di qualcun altro, sono nostri soldi. In questo momento, ecco, sentire parlare anche di cose che forse in questo momento non sono necessarie, fatte in questa maniera, sono altre le necessità, è l'ascolto, è l'aiuto, il supporto alle famiglie, agli anziani, ai ragazzi, agli studenti. Prego. Sì, beh, i temi sono tantissimi, la situazione è davvero complessa. La cosa che però mi spaventa, perché questa è la domanda iniziale, era forse che siamo delle persone, perché anche i politici sono delle persone, spesso orientati molto più al consenso che al perseguimento del bene di per sé stesso. Ci sono tanti temi che ormai tutte le agende, anche quelle non scritte da amministratori e politici che appunto possono avere questo difetto, ma quelle scritte da
da studiosi, persone che analizzano, ricercano, guardano, sanno, che hanno focalizzato alcuni degli obiettivi importanti verso cui questo mondo dovrebbe andare. La sostenibilità è una parola che riassume a tutto tondo, insomma, tanti di questi obiettivi e tanti di questi temi, e dopo, quando si vede che a dispetto di questo che sarebbe il focus da perseguire, invece si parla di temi come appunto pista da bob in un contesto montano già rinomatissimo, conosciutissimo, che non aveva probabilmente bisogno di quella infrastruttura a 100 e passa milioni, quando c'erano alternative molto più... Con la fragilità del territorio. Con la fragilità del territorio che c'è. La via del mare, con tutte le perplessità che ci sono collegate da strada pubblica a contesto a pagamento, con tutti i rischi che ci sono appunto di riversamento del traffico sul territorio e appunto di arrivare più velocemente ma a un imbuto, senza nessuno sbocco poi a Jesolo. Come dicevamo prima, al diffondersi in ostacolato di tutto questo modello di consumo che è contrario, insomma, invece a un'economia sostenibile, a un modo di consumo sostenibile. Sono davvero tanti i temi, e quello che mi spaventa un po' è proprio quella continua rincorsa del consenso prima ancora ma il consenso dovrebbe venire, perché allora anche noi ci mettiamo in gioco, perché lo Stato sì, siamo noi, dovrebbe venire se uno fa delle cose buone e utili per tutta la comunità. Ma come fai a dare consenso a una persona che viene contro quelle che sono le necessità del territorio? Perché poche persone tengono in mano il mondo, l'ho detto prima, con degli obiettivi che non è sicuro la qualità della vita e migliorare la qualità della vita, ma è il business enorme. Prego Fitz, come commenta? Ma io volevo aggiungere ancora un paio di considerazioni legate ovviamente al mio progetto e al discorso della sostenibilità e del smettere di cercare la crescita a tutti i costi, anche con costruzione di nuove infrastrutture. Il discorso che i cammini sono, diciamo, un buon modo per far capire che è possibile anche un turismo diverso, e tra l'altro camminare aiuta molto a diciamo distaccarsi dal materiale, dalla materializzazione, per un fatto molto semplice, che quello che si porta dietro te lo porti in uno zaino e quindi pesa, e quindi capisci veramente quanto è importante ridurre al minimo, e che poi, pur riducendo al minimo quello che ti porti dietro, che di fatto è l'impatto ambientale che hai, puoi vivere assolutamente in maniera felice, perché dovremo ritornare a capire che l'aspetto che poi dà la felicità non è tanto l'aspetto materiale, ma quanto quello della socializzazione. Però com'è che ci difendiamo? Perché è facile parlare e anche criticare, come stiamo facendo, anche se è una critica costruttiva, ma non abbiamo il coltello dalla parte del manico, Fitz. Noi subiamo. Noi ultimamente stiamo subendo delle aggressività atroci, e poi qualcuno anche si arrabbia quando tu dici quello che pensi. Cioè non si può, perché io ho deciso di fare così, sì, ho capito, ma io sono stanca delle tue piramidi, perché le pago io le piramidi, le paghiamo noi, non è che li paghi coi soldi tuoi o coi soldi di qualche sponsor. Sono piramidi che veramente pesano sull'opinione pubblica in un momento dove le famiglie non arrivano più neppure alla prima settimana del mese, dove gli anziani sono lasciati soli, i ragazzi si suicidano, non hanno ascolto, abbiamo dei numeri terrificanti, ma io non capisco dove vogliono andare a parare. Il sindaco, lei è un amministratore, fa parte di un partito importante, perché è anche facile dare la colpa sempre agli ultimi, ma guardiamo un po' la storia, cosa si è fatto da parte di tutte, io coinvolgo tutti quanti veramente i partiti, per migliorare la qualità della vita di questo italiano che invece ce l'ha messa tutta. L'operaio, ho visto fare che qui oggi un operaio vale zero, pensate, la colonna portante del paese, il meno pagato, quello che lavora. Siamo su un paese che paghiamo quelli che non lavorano e non paghiamo veramente quelli che lavorano. Ma sindaco, bisogna pur cambiare le carte in tavola, o continuiamo a pagare i burocrati? Sì. Prego. Secondo me lei, Mirella, prima fra le tante parole ne ha dette due, no? Diceva del mercato incontrastato, totalmente libero. Io penso che il periodo della pandemia ci aveva riportato a far capire come la totale deregulation sulle attività economiche, o che fosse un orizzonte che non poteva
essere sostenibile e non poteva continuare in maniera incontrastata. E abbiamo visto di quanto è stato necessario e importante il supporto del pubblico, che ha dato una mano a tutti coloro che erano fermi. Non mi pare che ci siamo soffermati su questo insegnamento e che abbiamo cambiato la direzione rispetto a quel punto che la storia ci ha messo di fronte. Quindi secondo me il mercato libero incontrastato è un grande problema, perché il mercato libero ha un solo focus: i soldi in capo a chi li riesce a fare, e quelli creano discriminazione, aumentano le diseguaglianze. Chi stava male o chi era a disagio sta peggio di prima, chi stava meglio invece sono pochi che. Non si è mai parlato di patrimoniale o cose varie, ma leggevo l'altro giorno, non mi ricordo se era un dato di Oxfam, che 80.000 persone in Italia, adesso non ho i dati a memoria ma ce li avrei sul cellulare, li potrei leggere, 80.000 persone in Italia sono detentori di non mi ricordo quanti miliardi di ricchezza. Il prelievo del 2% su quei patrimoni metterebbe in campo miliardi e miliardi che sarebbero ben maggiori rispetto a quei 20, per esempio, di cui si sta parlando nella finanziaria adesso e che si sta facendo i salti mortali per cercare di fare quadrare i bilanci di uno Stato che è ovviamente in difficoltà su tanti fronti. Ecco, allora siamo sempre convinti che il continuare a far sì che questo mercato rimanga totalmente libero e che non ci sia una regolamentazione su queste risorse sia un orizzonte sostenibile. Io penso di no. Dopodiché, appunto, io sono un amministratore, vale la mia parola entro i confini comunali e anche non spesso così tanto. Io ho imparato che, almeno per quello che riguarda me, in questi anni non c'è soluzione diversa dal fare il meglio che posso, dove sono e con i mezzi che ho. E poi, insomma, si spera che ci sia una contaminazione maggiore possibile per far sì che le piccole buone pratiche diventino sempre, insomma, un po' più diffuse. Allora andiamo a vedere pericolosità terraglio e poi lo commentiamo sia con Paolo Galeano, sindaco di Preganzolo, che con Davide Fizza. Andiamo a vedere la pericolosità quando usciamo al mattino tutti comunque. Viaggiando lungo il Terraglio in direzione Treviso a terra sono ben visibili fiori sul ciglio nel punto in cui Serena Gambarotto lo scorso 7 ottobre ha perso la vita, sbalzata per diversi metri dopo essere stata travolta da un furgoncino che poi si è dato alla fuga. Serena è solo l'ultima in ordine di tempo. Sul Terraglio, a causa della folle velocità di guida, le vittime sono state tante. Un anno fa la folle corsa di Ronny Levakovic è costata la vita a due amiche, Miriam Cappelletto e Mara Visentin. Erano di ritorno dal bingo. Nel 2019 Tituana Valiante investita mentre stava attraversando la strada. 2018 l'auto condotta da un 84enne ha investito e ucciso un insegnante, Anna Michelin. 3 comuni, Mogliano, Preganzolo e Dosson di Casera, attraversati da una statale, un rettilineo dove spesso si spinge troppo sull'acceleratore e dove la visibilità non è delle migliori. Le amministrazioni si parlano, provincia, comune Treviso, Casera, Preganzolo, ma insomma tutti i comuni si parlano per trovare e affrontare delle situazioni di miglioria o delle situazioni che possano rendere più sicura la strada stessa. In questo caso e in quella rotatoria credo che tutte le attenzioni e tutti i cartelli di velocità, sicurezze, divieto, contromano, insomma ci siano. Dopo dipende dall'ubriaco di turno se è capitato o capita. Per quanto riguarda la provincia ci sentiremo, comune di Caser comunque, Treviso stessa cosa, per capire se si può fare qualcosa di più. I limiti sono segnalati ma serve rispettarli. Chiosa, Cararetto, sindaco di Dosson di Casier. Il comune di Preganzioli intanto ha fatto richiesta per l'installazione di un autovelox. Cararetto intende ora aumentare il dialogo con la provincia e la collaborazione con le forze dell'ordine per intensificare i controlli sulle strade. Miglioreremo moltissimo quando apriremo questo benedetto Terraglio Est. Siamo tutti in attesa del Terraglio Est per la viabilità che ormai insomma non siamo più in grado di contenere. Allora, prima di commentare questo servizio sentiamo la nostra Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo parlare di un'altra cosa. Prego, prego. La notizia di la moglie e la suocera di Sumaoro. Allora, che gente paghiamo al governo? Un senatore che non sa niente quello che fa la moglie e quello che fa la suocera. Una cooperativa di immigranti. Allora, ma cosa fanno?
che sono loro che insegnano agli altri tutto per i soldi. Ho sempre detto che le cooperative e gli immigranti c'è gente che ci sguazza dentro. Ho sempre detto che ci sono degli interessi. Vanno a prenderli, non che li portano, che arrivano, vanno a prenderli. È tutto per i soldi. Mi vergogno che un senatore abbia fatto queste cose. E chi lo sa, quello che sappiamo, e chi lo sa cosa ci sarà. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, abbiamo sentito le riflessioni di Nadia. Prego, Sindaco Galeano. Che sono dei casi effettivamente vergognosi, intollerabili e che gettano discredito poi, perché sappiamo di quanto faccia più rumore un albero che cade in una foresta che cresce, quindi questi episodi fanno poi male a tutti quanti. Sono davvero episodi da condannare senza un minimo di tolleranza, anche perché poi penso che sia effettivamente poco credibile la versione, insomma, del senatore che dice non sapevo niente di tutto quanto è successo con famiglia, moglie e parenti vari. Per carità, poi la giustizia farà il suo corso, ma è una versione che umanamente e col buon senso mi sembra poco credibile. Penso che questa storia faccia male a tutti, però come si diceva prima non va neanche fatto di tutte le erbe un fascio. Il fenomeno migratorio ha delle complessità ben maggiori, non ci sono solo gli interessi economici dietro, che per carità sono uno di quegli elementi che a volte creano deviazioni negative nel problema, però ripeto c'è una complessità ben maggiore dietro sul disagio, insomma, che sta a monte di queste persone che partono da quelle terre. Niente, comunque riferito al caso specifico da condannare senza se e senza ma. Il problema, Sindaco, che io lo dico sempre, che non ci sono i controlli. Allora noi adesso come associazioni di volontariato, che non siamo più associazioni, non siamo più ONLUS, siamo RUNS, proprio perché qualcuno dice vogliamo vederci chiaro su quello che è il mondo del volontariato. Ma forse il mondo del volontariato in questo momento è colpito proprio nella fase più delicata, che è il volontariato vero, che è quello che ha sempre dato in tutti questi anni, è quello di prima linea, fatto di pochi numeri, dove il mio terrore è che vincano ancora le multinazionali del volontariato, nel senso i grossi, i volumi, i numeri, tanto è vero che ci richiedono continuamente numeri incredibili. Cosa servono questi numeri? Ma se tu sai già chi sono, cosa faccio? Perché non è che i numeri non te li ho mandati, conosci i miei numeri chi sono. Perché continuare a puntare su numeri per arrivare dove? Qual è l'obiettivo? Chiudere col volontariato serio, vero, piccolino, fatto purtroppo, dico io, da diversamente giovani, che se li perdiamo non so dove andiamo a parare, oppure cercare di arrivare alla multinazionale del volontariato. È successo anche con i vigili del fuoco, azzerati protezione civile, ma la competenza del vigile del fuoco, con tutto il rispetto che io posso avere per la protezione civile, in caso di emergenze straordinarie vanno i vigili del fuoco, sono loro che vanno a verificare. Hanno cercato anche là di svelire quello che era veramente uno degli enti più importanti che avevamo per la competenza, per la professionalità. A dispetto di cosa? Per carità, con tutto il rispetto che posso avere per la protezione civile, però abbiamo visto anche le storie, perché c'è la protezione civile volontariato e c'è la protezione civile pagata, perché bisogna anche spiegarle queste cose che nessuno lo dice, a scapito di quella che è invece la sicurezza del territorio, il controllo del territorio. Qualcuno ha voluto metterci le mani anche là. Cosa dice, Sindaco? Che anche noi sul territorio abbiamo registrato questa difficoltà nel momento in cui la burocrazia è ulteriormente aumentata proprio con tutto quel passaggio alle APS, al registro unico nazionale del terzo settore, cose varie, dove alcune realtà effettivamente molto piccole, tenute in piedi da pochi volontari, hanno sollevato bandiera bianca e detto che noi così non ce la facciamo, perché è vero, spesso sono pensionati che magari decidono di investire ore della loro giornata più o meno libera, dall'altre parti ci sono persone invece che hanno ancora un lavoro, pur magari avendo 55-60 anni, e investono quella parte di
il tempo libero, la giornata che rimane dopo il lavoro, che è ovviamente una priorità, e quindi c'è stato qualche caso di bandiera bianca alzata, ho detto io così non ce la faccio. È un rischio grosso, perché poi invece chi continua ad andare avanti si confronta ogni giorno. Noi veniamo fuori dalla castagnata di domenica, dalla marcia in rosa di domenica mattina, dove la Proloco, l'Apio, cioè soggetti che lavorano per il bene del territorio in maniera disinteressata, non prendono un centesimo in tasca, non esistono rimborsi spese per queste persone e sono la spina dorsale di tantissime attività, perché noi come pubblico non arriveremo a realizzare tutto quello che viene fatto se loro non ci fossero. Allora io penso che si parla tante volte di queste cose, guardi anche noi a livello di comuni, ci viene chiesto il bilancio consolidato, le regole valgono per il comune di Milano e anche per il comune di Preganzol, che allo 0,000 è in alcune partecipazioni, e però una cosa è affrontare quell'adempimento con 5.000 dipendenti, un'altra cosa è affrontarlo con 60 dipendenti che già sono affogati da altri adempimenti. Tutto quello si riverbera in minori servizi, ore dedicate ad altro. Non so perché, ma c'è sempre questa enorme difficoltà a trovare un equilibrio fra la regolamentazione diversa di situazioni diverse, nel senso che non possiamo pensare che le regole vadano bene sia per il piccolo che per il grande in maniera uguale, non c'è la uguale forza per gestirle, sia per gestire appunto con equilibrio quella che è la necessaria il bisogno di trasparenza, con però una anche sostenibile burocrazia che non ammazzi questo lavoro sui territori. E invece sta Quindi succedendo è una cosa un po' inspiegabile, però sì, di fatto è sempre così. Allora, prima di salutare il nostro ospite Davide Fitz, guardiamo l'ultimo video che ci ha mandato, Polignano, rotta dei due mari, poi lo salutiamo. Partenza ufficiale Smart Working 2023, cammini che attraversano, cammini che uniscono, alle mie spalle il mare Adriatico che mi lascerò, sono a Polignano a mare, questo è esattamente il punto di partenza della prima tappa del cammino della rotta dei due mari, alle mie spalle la statua dedicata a Domenico Modugno. Si parte! La rotta dei due mari è segnalata tutta di rosso e blu. Complimenti per questo video, Davide Fitz. Come ci saluta Davide? Beh, ringrazio innanzitutto per avermi dato, diciamo, ospitalità nella trasmissione, e poi un invito a chi mi volesse seguire. Il progetto Smart Walking è essenzialmente comunicato su due canali. Instagram per la parte più fotografica e narrativa, e mi trovate come smartwalking_official, e su LinkedIn perché comunque è un progetto che parla anche tanto di nuove modalità di approccio al lavoro, quindi mi trovate su LinkedIn come Smart Walking. Grazie a voi per aver ascoltato. Grazie Davide Fitz e buona giornata. Sindaco, come ci saluta? Visto che eravamo partiti dalle questioni sul disagio giovanile, ok? Che c'è una convinzione, una certezza: quando dedichiamo tempo agli altri non abbiamo tempo per annoiarci e dare spazio al nostro disagio, quindi quando siamo in difficoltà facciamo qualcosa per gli altri e non sbagliamo mai, troviamo la strada giusta. Grazie anche a Paolo Galeano, sindaco di Preganzol, secondo mandato Partito Democratico. Pubblicità.
Adesso ci colleghiamo con Milano, dove c'è il professore Emanuele Massagli, presidente Fondazione Tarantelli, docente all'UMSA Università di Roma. Buongiorno professor Massagli, grazie di essere ritornato. Allora spieghiamo intanto, per chi non la conosce, cos'è e chi è la Fondazione Tarantelli. Prego professor Massagli. Buongiorno a tutti. La Fondazione Tarantelli è il centro di ricerca e studi e formazione promosso dalla CISL, quindi dal sindacato, per studi e ricerche sui temi del lavoro, dedicato alla memoria di Ezio Tarantelli, economista della Sapienza, ucciso dall'odio delle Brigate Rosse durante gli anni '80 per i suoi studi sul superamento del meccanismo di scala mobile. Allora, professor Massagli, quello che stupisce è che questo mondo del sindacato non è vicino ai lavoratori, poco. I lavoratori si sentono un po' con le spalle al muro, non hanno punti di riferimento, ma soprattutto in questo momento il sindacato è poco ascoltato, ma soprattutto non è unito, perché noi vediamo anche queste sigle sindacali, CGIL e UIL, ma manca la CISL. Cosa sta succedendo? Perché poi i messaggi che arrivano ai lavoratori non sono dei messaggi veramente di continuità, di aggregazione, di unità, soprattutto di unità. Prego, professor Massagli. Noi ci dimentichiamo spesso che i tre sindacati principali del nostro paese, CGIL, CISL e UIL, hanno storie molto diverse e hanno anche una visione del lavoro e dell'economia diverse. Questo non toglie che su alcune grandi partite che interessano i cittadini lavoratori possano essere uniti, però ci sono dei momenti storici in cui emergono queste distanze soprattutto tra CGIL e la CISL, cioè tra i principali due sindacati per numero di iscritti. Poi ricordo che in Italia, per il principio di libertà sindacale, i sindacati sono molti di più. Al Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro, che si chiama CNEL, sono 6 le sigle sindacali che siedono, perché oltre a CGIL, CISL e UIL ci sono anche UGL, Comstal, CISL, e negli ultimi anni si sono associati, insomma partecipano a CNEL anche i sindacati cosiddetti di base e autonomi. La differenza tra CGIL e CISL, che è una differenza storica legata al fatto che la CGIL nasce come emanazione del Partito Comunista e ha un'idea di difesa del lavoratore che è innanzitutto un'idea di difesa della classe dei lavoratori, le differenze emergono perché invece la CISL nasce fuoriuscendo dalla CGIL nel 1950, nasce legata al messaggio della dottrina sociale della Chiesa, pur nascendo laica e apartitica, e per la CISL l'aspetto più rilevante è la difesa dei lavoratori che liberamente si associano al sindacato, quindi innanzitutto degli associati più che della classe operaia. Nel nostro paese usualmente quando governa il centrodestra viene un po' meno l'unità sindacale, perché la CISL, avendo questa connotazione più marcatamente antipartitica, solitamente non è ostile a un possibile dialogo col governo, mentre più difficilmente la CGIL, che ha un ancoraggio legittimo e storico nell'area della sinistra, insomma più difficilmente la CGIL tende a voler confrontarsi con i governi di centrodestra. Non è quindi stupefacente per gli addetti ai lavori che anche in questo momento storico, dove c'è un governo di, come si dice, destra-centro, la CISL sia possibilista su alcuni dossier, mentre la CGIL tendenzialmente sia piuttosto ostile al dialogo, e questo determina questa separazione. Professor Massagli, quello che però è evidente è che questo lavoratore, questo operaio, è il meno pagato di tutta l'Europa, diamo stipendi e pensioni più basse, che indipendentemente sia CGIL, CISL o UIL, il problema grande è che i contratti, gli stipendi e le pensioni sono fermi da anni. Allora, in un momento dove invece ci dovrebbe essere l'unità di tutti i sindacati per portare avanti questo capitolo impietoso che è la nostra classe dirigente, indipendentemente da quella che c'è, da quella che c'è stata, è che questo operaio, queste famiglie, questi anziani non ce la fanno più.
e sono fragilità che pesano poi anche sui conti pubblici, perché si ammalano più facilmente. Abbiamo sentito prima la professoressa Alessandra Minello, docente di demografia. Ecco, su un test che hanno fatto la risposta è stata lo stress che fa ammalare, fa andare in depressione. Ecco, come mai il sindacato anche su questo non è unito? Perché sono battaglie che dovrebbero essere per portare avanti quello che è il bisogno del paese, degli operai, delle famiglie, ripeto, dei bisogni che abbiamo nel paese. Prego. L'unità c'è nella lettura del problema, cioè nessun sindacato non si accorge ovviamente che bisogna fare qualcosa per l'innalzamento dei salari dei lavoratori, per difendere il potere già risicato di acquisto delle pensioni e per il più possibile far sì che i posti di lavoro siano posti di lavoro salubri, dove sia garantita la salute e sicurezza delle persone. Insomma, questo sicuramente vede d'accordo tutte le sigle sindacali, maggiori o minori, ma il problema non è tanto nella diagnosi, ma nell'individuazione della cura. Cioè la differenza che emerge è rispetto a come si debba intervenire per conseguire questi obiettivi. In questo momento, lo banalizzo un po', ma per intenderci, in questo momento, soprattutto per quanto concerne l'innalzamento dei salari, la CGIL sta sostenendo una posizione che individua nella legge la strada per garantire salari più alti, cioè sostanzialmente sposando la proposta delle opposizioni di definire un salario minimo orario per legge, la CGIL è convinta di poter in questo modo contrastare le forme di lavoro più povero o più precarizzanti. Di contro la CISL, pur avendo lo stesso identico obiettivo, cioè innalzare i livelli salariali, è convinta che la fissazione per legge di un minimo avrebbe come esito quella di deprimere i salari medi, quindi quella di abbassare nel medio periodo i salari delle persone che già si trovano sopra il minimo, l'eventuale minimo legale, e quindi propone di potenziare molto la contrattazione, di modo che si possano contrattare e negoziare degli incrementi salariali coerenti con la produttività, le caratteristiche di ogni settore e di ogni territorio. Professore, la interrompo un secondo perché abbiamo Paola da Padova, se no mi cade la linea, poi continueremo. Prego Paola. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno. Al suo ospite. Allora, grazie per questa opportunità e grazie per le domande sempre puntuali che fai. Volevo aggiungere un particolare così importante, la famosa reversibilità, perché ai politici che prendono già mega stipendi hanno le mogli e anche i figli e anche i nipoti, in alcuni casi la pensione intera, mentre in altri casi che magari il coniuge era in pensione da neanche un anno e poi sono contributi versati, la moglie non ha altre entrate, ormai diventa anziana, sicché ammalata, bisognosa di tutto, prima erano quasi 2.000 euro, si viveva bene, adesso con 1.000 euro una persona la riducono alla fame, e questa innanzitutto è una grande ingiustizia, perché ripeto, dove ci sono pensioni altissime viene data intera, dove sono pensioni tutte di contributi strasudate, stralavorate, che la persona... Poi oltretutto bisogna anche vedere che magari la moglie ha versato 14-15 anni di contributi, però dopo ha dovuto magari accudire i propri genitori e rinunciando al lavoro, e non è costato una lira allo Stato, è accudito per 30 anni i propri genitori ammalati e anziani, ha regalato altri 14-15 anni di contributi, però questo non viene tenuto in conto. Ecco, che cosa si aspetta dai sindacati? Di mettere una mano in queste grandissime ingiustizie. Grazie Paola, mille. Scusa un attimo Paola, rimani in linea un secondo per cortesia. Sì. Vorresti un sindacato più unito dal tuo punto di vista? Scusa, non ho capito. Volevi un sindacato più unito? Vorresti un sindacato più unito? Beh, è scontato che
il sindacato dovrebbe essere unito per poter fare delle battaglie che portino dei risultati? Ovviamente sì. Grazie Paola, prego Massagli, commentiamo Grazie anche. a te, buona giornata. Grazie a te Paola, le riflessioni di Paola. Quello che dice la signora Paola secondo me è verissimo. Nel dibattito tecnico la soluzione che è stata individuata, io sono veramente convinto che debba essere attuata, è il riconoscimento previdenziale. La modalità è da determinare, si tratta probabilmente di un riconoscimento di alcuni contributi o comunque figurativo, va calcolato quanto, del lavoro di cura. Nel nostro paese il nostro è un welfare cosiddetto occupazionale, quindi riceve le prestazioni chi ha lavorato e ha versato i contributi. Vale per la pensione, ma in realtà vale anche per tutte le altre tutele sociali, dalla maternità alla disoccupazione, eccetera, eccetera. È indubbio che oggi chi si è dedicato alla cura dei familiari, siano essi anziani o siano essi minori, e solitamente in Italia questo accade alle donne per motivi culturali evidenti e per motivi di differenziale salariale tra gli uomini e le donne, che è il che rende più conveniente per le famiglie chiedere questo sacrificio alle donne. Beh, insomma, la donna che è rimasta a casa per il lavoro di cura non è vero, non è vero che non ha lavorato e come, anzi spesso un lavoro decisamente più pesante e sovente anche meno gratificante di quello retribuito, ma non ha versato i contributi. Bene, allora, qui l'elemento da superare non è il fatto che la persona non abbia lavorato, perché è pacifico che lo abbia fatto, ma l'elemento da superare è il fatto che non ha versato i contributi. Allora, mi sembra ragionevole che su ambiti di questo genere, su situazioni di questo genere, lo Stato possa farsi carico di questa assenza di contributi e riconoscere comunque le annualità per accedere quantomeno al trattamento minimo pensionistico. Professor Massagli, quello che però emerge è anche che veramente i grandi patrimoni non vengono intaccati. Noi abbiamo queste finanziarie che veramente sono non in rosso acceso, e si potrebbe veramente, facendo pagare chi ne ha molti, e ce ne sono, ma tantissimi, e non si fa. Nessun partito politico ha il coraggio di intaccare i grandi ricchi, i grandi patrimoni. Le multinazionali hanno iniziato a pagare le tasse in Italia l'altro giorno, nel silenzio totale della politica di tutti questi anni. Allora, lei capisce bene che il povero Cristo che è a casa, che è stanco di vedere svuotare veramente le tasche con quei pochi denari che ha, è sempre là perché è quello più facile da colpire. Ma perché non si vuole colpire i grandi patrimoni? Perché si fa così fatica a capire che forse colpendo proprio là, o soprattutto ecco, queste finanziarie potrebbero veramente rinascere, dare benessere al paese? Come mai le tasse le pagano i soliti noti e non chi dovrebbe pagarle? Eppure ci sono nomi e cognomi, ci sono i patrimoni. Delle volte vediamo la Guardia di Finanza quando schiaccia un bottone riesce a capire chi è il soggetto e vediamo delle cose assurde. Ecco, un controllo sui grandi patrimoni, su quelli che veramente hanno tantissimo. Ecco, io ho sentito degli industriali, era una donna in particolare che ha detto noi vorremmo pagare anche più tasse. E sfido io, basta vedere. Cosa dice il professore Massagli? Come mai non si attaccano i grandi patrimoni, le grandi liquidità? Ma sicuramente ci può essere un discorso di interessi, però guardate che quando poi si è chiamati alla policy, effettivamente alcune di queste indicazioni risultano molto più complesse, perché i grandi patrimoni che andrebbero e devono essere intaccati spesso non sono qua. Cioè, noi vediamo la persona che gode di questi grandi patrimoni, ma probabilmente proprio grazie alle disponibilità elevate che questa persona ha in termini di contatti e di risorse, quei grandi patrimoni sono posizionati in stati che permettono di sfuggire alla tassazione italiana, o vengono più o meno virtualmente fatti apparire come generati
fuori dall'Italia. E questo questo indubbiamente è un grandissimo problema che sta interessando mica solo l'Italia, ma la larga parte del mondo occidentale, soprattutto rispetto ai grandi multinazionali del big tech. Cioè, se noi guardassimo cosa versa Amazon in Italia, probabilmente saremmo stupiti del fatto della bassissima quantità di tasse versate da un colosso di questo genere, che però in Italia di fatto ha delle filiali logistiche commerciali, non ha ovviamente una sede legale, addirittura le aziende italiane, aziende italiane molto note, no? come il mondo Fiat, che adesso è Stellantis, ma in parte anche come il mondo di Ferrero, in parte come alcuni big delle banche, risultano avere la sede legale, quindi il luogo dove si calcola la pressione fiscale, e in altri paesi, non in paesi pirata, ma in paesi dell'Unione Europea, dove c'è un trattamento fiscale di favore. Questo non è un problema solo italiano, questo ha a che fare con un riordino della disciplina della tassazione dei redditi d'impresa quantomeno in tutta Europa, ed è un problema politico estremamente rilevante, perché per paesi come l'Italia è una perdita di indotto notevole, indubbiamente, e poi si finisce con l'effetto che finisce con, ovviamente paga in proporzione più tasse chi non può sfuggire alle regole generali, quindi chi è residente in Italia e non ha la possibilità di spostare il proprio patrimonio in altri paesi. Per quanto concerne invece che è connesso, lo spostamento della tassazione piuttosto che sui redditi generati o sul valore aggiunto delle transazioni, sui veri e propri patrimoni, io segnalo però che l'Italia e le famiglie italiane sono piuttosto patrimonializzate, per cui gli interventi patrimoniali non sono quasi mai apprezzati dagli elettori. Quando sono stati proposti, devo dire che le forze politiche contrarie alle patrimoniali hanno sempre riscosso un discreto successo, perché effettivamente l'Italia, che è un paese ancora di risparmiatori, sta tenendo, di fronte alle crisi economiche, di fronte alla disoccupazione giovanile, di fronte all'instabilità lavorativa di oggi, grazie al rendimento generato dai patrimoni raccolti dalle generazioni precedenti a quella attuale. Prima o poi, ahimè, però se continuiamo così, quei patrimoni sono destinati a indebolirsi, se non addirittura a sparire. Anche perché, professor Massagli, ci sono patrimoni e patrimoni. Ecco, ci sono patrimoni che possono essere tassati e ci sono patrimoni che dovrebbero essere super tassati. Noi parliamo di persone che hanno tanti di quei soldi che non sanno neanche loro quanti ne hanno, e questi pochi hanno il mondo in mano. Ma un paese può reggere in queste condizioni? È questo che io mi domando: quanto reggerà il paese in queste condizioni? Perché se la povertà tanto mi dà tanto continuerà a aumentare come sta aumentando, non ce ne sarà per nessuno, ed è una cosa molto preoccupante. Prego, professore. Sì, purtroppo qua c'è una differenza tra ciò che tutti noi vediamo e il dato ufficiale. Cioè, se noi guardiamo, ogni anno il Ministero l'Agenzia delle Entrate comunica i redditi da lavoro degli italiani, e ogni volta che esce questo dato, però, qualche domanda ce la dobbiamo fare, perché ad oggi risulta che 22,7 milioni di italiani hanno un reddito, su 59 milioni più o meno, hanno un reddito da lavoro inferiore a 20.000 euro. Tra l'altro sono 40 milioni i contribuenti, solo il 4% di questi 40 milioni dichiara un reddito più alto di 2.850 euro netti al mese. Il 56% dichiara meno di 1.300 euro netti al mese, cioè di fatto con i sistemi dei cunei, dell'ISEE, paga una quota di tasse estremamente bassa.
sono meno di 41.000 le persone contribuenti, cioè meno dello 0,1% del totale, che dichiara un reddito lordo superiore a 300.000 euro, cioè 12.000 euro netti al mese. Professor Massagli, parentesi, però questi redditi hanno un nome e un cognome. Certo, assolutamente. Allora andiamo a vedere chi è questa persona. Sì, ma quello che sto dicendo io che questi 41.000 che dichiarano più di 300.000 euro, quasi tutti residenti al nord, tra l'altro Veneto e Lombardia nella larga parte, questi 41.000 già si caricano un peso fiscale, dati alla mano, che è attorno al 40% delle tasse che vengono raccolte nel nostro paese. Quello che io sto osservando è che questi dati non possono non far venire la domanda che ci sia qualcosa che non va in queste dichiarazioni, perché non è corrispondente al percepito che abbiamo il numero di contribuenti con un reddito così basso. Perché se fosse così noi non vedremmo famiglie con la doppia macchina, non vedremmo figli che vanno alle scuole e all'università private, non vedremo un certo tipo di vacanze su un numero così elevato di persone. Allora, quello che sto dicendo è che su questo punto prima o poi l'Italia dovrà fare i conti, perché andare a recuperare più tassazione, che è giusto, vuole dire però andare anche a fare pulizia dei dati non veri, cioè dei dati veri, nel senso che sono quelli dichiarati ma che non rispondono al reale, che noi vediamo, perché altrimenti anche se continuassimo a stratassare quei 41.000 che dichiarano più di 300.000 euro, sempre 41.000 persone sono, e noi da 41.000 persone non è che ricaviamo reddito per diventare ricchi in 40 milioni di contribuenti e 60 milioni di lavoratori, di cittadini. Quindi su questo bisogna fare qualche riflessione, perché altrimenti non ne arriviamo a una. Certo, la tecnologia dovrebbe aiutare a fare questi passaggi, perché è più facile adesso comprendere se c'è uno stile di vita totalmente differente al reddito che viene dichiarato, e quindi andare a finalizzare i controlli non sul povero pensionato che effettivamente prende la pensione minima e che per fare la spesa deve andare al discount sotto casa, e questo spiega la grande crescita dei discount, e magari si becca pure il controllo dell'Agenzia delle Entrate Fiscali su 600 euro di mancanza. No, certo, la tecnologia deve aiutare ad andare a individuare chi, pur guidando una Porsche, pur avendo 3 macchine in casa, magari dichiara un reddito di 1.300 euro al mese. Sì, non bisogna anche fare tanta strada, a mio avviso, per vedere questo. Il problema è che non si vuole vedere, è là il grande problema. Non è che dobbiamo andare per forza solo nei paradisi fiscali che ci sono, e a mio avviso la legge protegge anche molto bene, perché ha permesso questo, ha permesso di fare questo. Quello che rammarica è che anche a livello politico l'etica sta sparendo in molti casi, basta vedere gli esempi che abbiamo avuto in questi ultimi mesi, cosa abbiamo sentito. E sono persone sedute in Parlamento, capisce bene che quello che è a casa dice: ma se lo fa lui perché non lo devo fare io? Ecco, ma soprattutto è l'etica che manca, è questo che veramente non fa andare avanti in questo paese. Siamo al minimo della dignità umana e colpiamo le fragilità, professore, è quello il grande problema che io ho, che vengono colpite sempre e comunque le fragilità. Prego. Diciamo che quando non si ha l'etica vale la regola di fare il grosso con i deboli e i deboli con i forti. Davvero è centrale il tema etico e di responsabilità. Per questo la CEI qualche anno fa, all'inizio della crisi precedente, non quella recente post-pandemica, ma la crisi del 2008-2015, durante quegli anni lì, non mi ricordo se nel 2012 o nel 2013, la Conferenza Episcopale pubblicò una ricerca piuttosto interessante che diceva che la prima emergenza è l'educazione. E l'educazione intesa proprio come la formazione e la maturazione delle persone secondo i valori. E fu, a mio parere, una
un'intuizione lungimirante, perché lì si poteva dire che la prima preoccupazione, l'emergenza era il lavoro, la prima emergenza era l'economia, era il PIL, era il debito. Invece giustamente la CEI disse la prima emergenza è l'educazione, e questo lo vediamo anche oggi in modo diffuso nella noncuranza che molti hanno nel non rispettare le regole, o tutto sommato nell'approfittare di qualsiasi situazione per avere un vantaggio per se stessi, senza porsi il problema che magari questo determina un danno per gli altri. Questo è un tema estremamente rilevante. Per fortuna non è un tema a disposizione di nessuna legge, perché l'educazione non può passare dalla legge, ma deve passare innanzitutto dalla società, dalle famiglie, dai gruppi di aggregazione della società, però probabilmente se abbiamo questo problema è proprio perché i nuclei principali della nostra società, le famiglie, le associazioni, i sindacati stessi, i partiti politici, si sono molto indeboliti e non svolgono più nessuna funzione educativa. Andiamo a vedere allora anche questo servizio, andiamo a Venezia, CISL, lavoratori, e poi commentiamo. Salari più alti, la richiesta è emersa nel corso dell'assemblea organizzativa della CISL del Veneto. Si chiama partecipazione al lavoro, è la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato al fine di rendere i lavoratori parte attiva alla vita delle imprese. Ne ha parlato il segretario nazionale nelle scorse ore a Mestre. Con la partecipazione oggi potremmo affrontare e risolvere le tante sfide che il Paese ha davanti. Possiamo contribuire ad aumentare salari e retribuzioni, ad imprimere una forte accentuazione sulla qualità e sulla stabilità del lavoro, investire sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, recuperare produttività per poterla redistribuire migliorando le retribuzioni e riducendo l'orario di lavoro. 220.000 gli iscritti nelle liste di collocamento in Veneto. L'obiettivo: intercettare e prendere in carico ogni anno 37.800 persone dei cosiddetti lavoratori invisibili da inserire nel mondo del lavoro, anche in virtù degli 880 milioni per il Veneto, dei 5 miliardi del PNRR messi in campo fino al 2026. Sindacato che nel fine settimana raccoglierà in Veneto le firme da portare a Roma. Il 13 e 14 saremo nei posti di lavoro il 13 e nelle piazze del Veneto il 14 per incontrare la cittadinanza, raccontare, spiegare la nostra proposta di legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e raccogliere le firme da presentare in Parlamento. Abbiamo Giulia da Venezia. Ciao Giulia, ben arrivata, come stai? Mirella, ciao, grazie. Sì, Mirella, sto abbastanza bene, la prossima settimana vado a tirarmi via il gesso. Saluto tutti, Mirella, buongiorno a tutti e anche all'ospite che hai là. Mi hai sentita fino adesso, vero Mirella? Sì, bene, sì. Giulia. Sì, allora Mirella, volevo dire, innanzitutto ho chiamato per salutarti, perché avevo voglia di sentirti, sentirti, ti sento tutti i giorni, però di chiamarti per salutarti. E dopo Mirella volevo dire anch'io una cosa, vengono sempre colpiti i più deboli Mirella, quelli che non arrivano proprio più alla fine del mese, perché Mirella, anche adesso quando faranno sta finanziaria che è tutto chiuso, non parlano, no. Vedrai che colpiranno ancora, te l'ho detto anche l'altra volta, mi hanno aumentato di 25 euro la pensione, però adesso se ne prenderanno 50. Sì Mirella, non mi viene un colpo perché sono sicura che adesso faranno così. Poi Mirella volevo dire un'altra cosa, è vero Mirella, in questo governo qua abbiamo tanti ministri che ne hanno combinate di tutti i colori e poi è tutto silenzio, non si parla, non si dice niente e forse li avranno mandati a fare i Mattei in Africa Mirella, visto che chiamano tanto sto Mattei, però Mattei ce n'era uno solo e nessuno di quelli che sono là sono capaci di fare il Mattei Mirella.
perché vediamo cosa succede nel mondo, Mirella, per un piccolo pezzetto di terra, vedi a cosa stiamo arrivando, Mirella. Io ho tanta paura, Mirella, perché guarda che le 2 guerre che ci sono state sono iniziate là, proprio là, Mirella. Comunque, Mirella, ti ringrazio per tutto quello che fai, per quello che dici, che condivido tutto, Mirella, tutto, ogni mattina. E ti saluto tanto, ti ringrazio, continua così, Mirella, sei grande, e vi auguro a tutti una buona giornata e ti saluto, Mirella, ciao. Grazie Giulia, grazie, un grande abbraccio. Il problema è che non è che sono grande, Giulia, è che io vivo con le fragilità, è là quella la mia verità. La mia verità sono le fragilità che tutti i giorni io incontro e le fragilità sono a 360 gradi e quello che dico sempre è che queste fragilità iniziano ad avere il coraggio di parlare, anche di ribellarsi. Sono persone per bene che, che vivevano anche bene fino a poco tempo fa e che all'improvviso è crollato tutto. Opera e colpa soprattutto anche di certe banche, professor Massagli, queste banche che hanno un potere assoluto su tutto, queste banche che veramente hanno tanti di quei soldi che noi non riusciamo neanche ad immaginare. E soprattutto questi aumenti che poi vengono dati a questi pensionati, 20 euro, ma vi rendete conto? 20 euro, parlano di aumenti di 20 euro. Non si può accettare, professor Massagli, e rimanere in silenzio, bisogna avere anche il coraggio di parlare, di dire qual è la realtà, che in questo paese, se non ci fosse il mondo del volontariato, il mondo dell'associazionismo, quello vero, reale, quello che non costa niente ma che da tanto che viene messo all'angolo anche in questo momento. Prego, professor Massagli. Vabbè, sicuramente il nostro paese ha questa anomalia positiva rispetto a molti altri paesi, cioè ha reti di solidarietà e di associazionismo no profit estremamente diffuse che svolgono certamente anche una funzione economica sul territorio, ma soprattutto una funzione sociale. Ahimè però anche questi, guardate che vanno un po' impoverendosi, perché io capisco che sia consolatorio pensare che cioè le banche siano composte di soggetti diversi dalle persone che sono in difficoltà e che la politica sia composta da soggetti diversi dalle persone, dai cittadini ordinari, o che i sindacati siano composti da soggetti diversi. Però guardate che le banche, la politica, i sindacati sono nella selezione della classe dirigente, in un certo qual senso, l'esito dei processi, delle leggerezze, di alcuni anche di alcune storture su cui sta andando la società italiana. Non sono due cose diverse i cittadini semplici e i politici che sono stati eletti, o i cittadini semplici e i sindacalisti che sono cresciuti partendo dall'azienda fino a fare carriera dirigenziale nel sindacato. Quelle persone sono il frutto, non maturo magari, ma sono il frutto della società che li ha cresciuti. Quindi per quello che io continuo a ritenere che l'intuizione della CEI nel 2012-2013 è particolarmente preziosa. Noi dobbiamo rincominciare a parlare di valori, di gratuità, di solidarietà, di educazione dalla base, dalle famiglie, dalla scuola, dagli oratori, dalle associazioni che ci sono sul territorio, e da queste si genererà una nuova classe dirigente. Altrimenti purtroppo la classe dirigente sarà una enfatizzazione, magari anche un ingigantimento però dei limiti della nostra società.
Sì, però professor Massagli, la classe dirigente dovrebbe anche capire che le famiglie che hanno preso la casa con un mutuo a tasso variabile perché è stato spiegato così e che adesso si ritrovano a non riuscire più a pagare questo mutuo se non hanno l'aiuto dei genitori, dei nonni, queste figure veramente essenziali, non si può portare via la casa e anche tutti i soldi che hanno pagato in anni per avere questa casa. Tu mi prendi la casa, però mi dai indietro i soldi che io ho pagato, non puoi tenerti soldi e anche casa. Perché c'è questo silenzio assordante, professor Massagli? Ma come? Io non ho la casa, te la lascio, però restituiscimi quello che ti ho dato. Non sono soldi tuoi perché tu non mi dai la casa. Perché non si fa? Ma perché hanno il diritto su tutto di volare così in alto nel silenzio della politica totale? Ma non è possibile questa cosa, professor Massagli, è anni che la dico. Non è possibile, prego. No, ma io sono d'accordo, questa è una battaglia ragionevole, il fatto che la politica non se ne faccia carico è interessante. Osservo che anche la politica, quella più popolare, non se ne è mai fatta troppo carico, per cui probabilmente c'è da una parte interessi grandi, dall'altra un'incapacità tecnica nell'affrontare alcuni di questi nodi. È anche vero però, guardiamo il contrario, che la politica spesso si fa fin troppo carico di alcuni argomenti che interessano invece alcuni gruppi sociali e non altri. Per esempio il tema delle pensioni, che è emerso anche prima, noi tendiamo a ragionare sempre pensando giustamente al pensionato di oggi che magari fa difficoltà ad arrivare a fine mese, però facciamo molta fatica e questo invece diciamo conviene nella logica della critica alla politica, facciamo molta fatica a pensare a che cosa ha voluto dire il sistema pensionistico di chi oggi è in pensione rispetto alla generazione di chi ha incominciato a lavorare dopo il 1995. Cioè tendiamo a concentrarci sul problema di oggi senza capire la gravità del problema per il dopo. Questi purtroppo sono temi delicati e chi è chiamato a decidere, ahimè la classe politica in questo momento è sicuramente, io su questo sono molto d'accordo, piuttosto limitata, piuttosto umile nella capacità di visione e nel coraggio. Però chi è chiamato a decidere non deve per forza accontentarsi della soluzione più semplice o della più popolare. Qualche volta deve avere il coraggio di studiare il tema e, se serve, anche prendere decisioni impopolari o impopuliste, forse è il termine più giusto, pensando al dopo. Questo purtroppo è una dose, è una manifestazione di coraggio che noi non siamo più abituati a vedere. Ma professor Massagli, le sembra che questa classe politica, non solo questa, anche quella di prima, abbia mai pianificato per il bene del Paese? Abbia mai guardato lontano oltre l'orizzonte? Se avesse fatto questo non saremmo presi così, perché noi siamo brave persone, noi siamo persone per bene che sanno anche lavorare, siamo dei creativi, ce l'abbiamo nel DNA. Ma nessuno l'ha tenuto conto, li hanno azzerati. Io ringrazio tantissimo il professore Emanuele Massagli, presidente Fondazione Tarantelli, di essere stato con noi. Grazie professore, buon lavoro, grazie. La posta di Mirella. Grazie.